Buongiorno a tutti, buon inizio di settimana, buon lunedì 13 maggio. Oggi avremo ospiti in studio qui a Sveglia Trieste, Luca Salvati, consigliere comunale del Partito Democratico, e poi Roberto Massi, candidato sindaco a San Dorligo della Valle. Quindi se vorrete dialogare con i nostri ospiti potrete farlo come sempre chiamandoci in diretta oppure scrivendoci una mail. Avremo naturalmente anche i nostri collegamenti esterni, la nostra rassegna stampa che comincia come sempre dalle previsioni del tempo. Allora andiamo a vedere come comincia questa settimana dal punto di vista meteorologico con il sito dell'Osmer ARPA regionale. Oggi lunedì 13 maggio sulla zona montana cielo coperto con piogge da deboli a moderate e la possibilità anche di rovesci. Su pianura e costa cielo nuvoloso coperto con piogge a carattere sparso e intermittente, deboli o molto deboli, più probabili nelle ore centrali. Le temperature però non sono basse, le minime qui sulla costa sono tra 16 e 18 gradi, 20 e 22 le massime, più o meno, poco meno insomma quelle della pianura. Andiamo a vedere martedì 14 maggio, cielo da nuvoloso a coperto sulla zona montana, nuvoloso in pianura e variabile sulla costa. Durante il corso della giornata sulla zona montana piogge sparse intermittenti da deboli e moderate con la possibilità di qualche rovescio sulla fascia occidentale della regione, più sereno invece in quella orientale, come vediamo dalla grafica. Ancora mercoledì 15 maggio, cielo in prevalenza coperto, piogge diffuse, in genere abbondanti, anche intense sulla fascia occidentale, moderate verso la costa. Saranno possibili rovesci, anche temporaleschi, sempre nel pomeriggio, quindi una tregua nella giornata di domani, poi torna ancora la pioggia e il maltempo che continuerà anche, pare di capire, giovedì. Allora, questa è la tendenza del tempo, del meteo. Andiamo a vedere invece i giornali in edicola quest'oggi. Cominciamo con il piccolo di Trieste, eccolo qui. Allora, opere per 600 milioni, piano triennale della regione, i primi 213 già finanziati per i cantieri da avviare quest'anno, i lavori pubblici programmati dalla Giunta Federica fino al 2026. Questa notizia è riportata anche sulla edizione di Gorizia Monfalcone che vedremo fra poco. Salvini, serve meno Europa, Vannacci difende l'Italia, questa è l'intervista al vice premier per quanto riguarda il dibattito politico. Poi Bonaccini, invece il governatore Dem in Friuli Venezia Giulia, focus su sanità e lavoro, noi l'alternativa a Fratelli d'Italia. Qui vediamo la ricorrenza dello storico istituto di Trieste, raduno e ricordi degli ex per 270 anni del nautico. La festa con gli ex studenti in occasione del 270° anniversario del nautico. Qui vediamo una bella immagine. Ancora vediamo l'elenco: Portovecchio, Castello a Gorizia e palazzi storici rimessi a nuovo. Sono invece i cantieri, le opere che si faranno con questi 600 milioni della regione. Ma per la cronaca, consultori dimezzati i primi 100 giorni, solo disagi e ritardi, dicono coloro che protestano contro la chiusura. L'ex fiera, 110 nodi aperti e la riqualificazione resta ferma al palo, scrive Massimo Greco sul Piccolo. Andremo a leggere anche questo articolo. Poi a Trieste 2 giorni del convegno nazionale sui tumori al seno, un evento sicuramente molto importante. Mosca avanza Kharkiv, via il ministro Shoigu. Poi la missione idrogeno per il nord-est e ancora l'analisi, il grande esodo dei camici bianchi. Andremo a vedere anche questo nelle pagine interne. Poi per lo sport, un'unione diversa per Benevento, questo l'auspicio, e poi il basket pesca Forlì in semifinale. Naturalmente andremo a vedere anche la pagina sportiva quest'oggi, in questo lunedì. Andiamo a vedere la prima pagina del Piccolo di Gorizia Monfalcone. Anche qui gli stessi titoli di carattere appunto nazionale ma anche regionale. Lo vediamo appunto, viene dato conto delle varie opere per 600 milioni. L'altra foto particolare è quella della tappa del Giro d'Italia in handbike a Monfalcone, una capitale dello sport inclusivo, una bella giornata di sport e inclusione. Ancora vediamo, spunta l'ipotesi Casa dello Studente per l'ex
caserma dismessa a Gorizia, poi Fiscatec, Cormons salta l'accordo sul trasferimento e ancora i sindacati denunciano pronto soccorso di Monfalcone in crisi, i sindacati della sanità. Poi andiamo a vedere altri giornali in edicola quest'oggi, cominciamo con il Corriere della Sera, eccolo qui, nuove accuse, Toti in bilico, si parla del governatore della Liguria. Crosetto, il ministro, se i PM mi colpiscono problema democratico, l'ANM non siamo casta. L'avvocato del presidente ligure, dimissioni, prima l'interrogatorio, poi il confronto politico. Tajani e superbonus, da Giorgetti mosse sorprese, in aula si vedrà, insomma non va giù la questione superbonus al ministro di Forza Italia. Soldi dalle cliniche, alterò i dati sul Covid, l'inchiesta sul governatore, invece si torna appunto Toti accusato di falso per aver alterato i dati sul Covid, nel mirino della procura i soldi presi da cliniche private. Gli interventi sul porto li sollecitavo per la città, parla il sindaco Bucci, sindaco di Genova. I russi avanzano e Putin rimuove il ministro della difesa, Zelensky feroci battaglie. Quindi Putin, l'abbiamo già visto anche sul piccolo, sostituisce il ministro della difesa, nomina Belousov al posto di Shoigu e ordina un attacco massiccio contro l'Ucraina. Kharkiv stretta in una morsa, Kiev oltre 4.000 evacuati, stiamo combattendo scontri feroci. Poi ancora qui vediamo in centropagina protagonisti, Elio si racconta, Elena Cecchettin parla contro la violenza. Allora Elio è il famoso cantante delle storie tese, al secolo Stefano Belisari, 62 anni, l'autismo di un figlio e noi da soli, dice il figlio Dante e l'autismo con uno stato che lascia soli noi genitori, la denuncia forte del cantante. Poi ancora invece Elena Cecchettin, la sorella di Giulia, uccisa dall'ex fidanzato, arriverà il cambiamento, ha detto al Salone del Libro, una rete per isolare i violenti, isolare chi fa del male alle donne, un altro tema molto forte. Poi ancora la rissa con Jovino Fedez denunciato, io lì non c'ero, l'indagine dei carabinieri e poi il data room di Milena Gabanelli, la strage sulle strade, così cambia il codice. Un altro approfondimento nel data room di oggi. Vediamo il Domani, i fondi di Spinelli anche al sindaco, prima vince Bucci, meglio è, l'inchiesta sugli intrecci tra politica e imprenditoria a Genova, tiene banco naturalmente sulle prime pagine ancora il caso Liguria. L'armatore sapeva che dopo la campagna elettorale avrebbe ottenuto la delibera su Calata Center, Crosetto difende il governatore Toti e attacca magistratura senza controlli, tregua di Nordio già saltata. Le inchieste sulla politica, c'è anche Bari, naturalmente Bari e la Liguria non sono l'inizio di una nuova Tangentopoli, commenta invece Lorenzo Castellani sul Domani. E poi su Rafah, nuovo pressing degli USA, qui vediamo un'immagine emblematica. Allora, la Repubblica, Mosca avanza su Kharkiv, Putin terremoto ai vertici, giallo su Patrushev, al suo posto il ministro Shoigu. Qui c'è forse un po' di confusione sui nomi dei ministri e l'avvicendamento, andremo a vedere magari di chiarire meglio. Poi la Tangentopoli ligure, sanità, i traffici di Toti, ponte sullo stretto, consulenze d'oro, ecco chi lucra sull'opera che non c'è. Aperto un nuovo filone dell'inchiesta, i PM indagano su presunti favori a privati in cambio di finanziamenti. L'interrogatorio sarà decisivo per l'addio del governatore, scontro sulla giustizia, Conte attacca, c'è un'altra P2. Poi ancora la divisione nel governo, super bonus, sugar tax, Forza Italia non cede, pronta a votare contro
contro Giorgetti. Mappe, un paese diviso dalle riforme, l'approfondimento di Ilvo Diamanti, poi ancora Elena Cecchettin emoziona il Salone, noi donne forti contro i soprusi. Il Sole 24 Ore, lavori in casa, rischio caos tra strette ai bonus e regole per il 2025. Scelte sul filo del rasoio per i contribuenti, banche e imprese per gli interventi del governo sulla disciplina del super bonus. Questo è il focus invece del Sole 24 Ore. Per quanto riguarda la scuola, Comuni e corsa ai 27.000 posti negli asili, adesioni entro il 31 maggio. E poi ancora le aziende, la carta di famiglia aiuta il passaggio generazionale. La Stampa, Scurati, Italia deriva illiberale, parla a Torino, nuovo affondo dello scrittore. Per questo governo gli intellettuali liberi sono nemici. Intervista al ministro Sangiuliano, no, la libertà è garantita. Il Salone ora è plurale e democratico. Rushdie, il mio musical, lo scrittore, vediamo appunto in questa foto Starnone, poi governati dai vecchi, vecchio è una parola tabù, e Elroy, io vivo solo nel passato. Insomma, tutto questo approfondimento sul Salone del Libro a Torino. Poi l'Ucraina, missili su Belgorod, Putin assedia Kharkiv, la città chiave per vincere i conflitti. Scommessa socialista tra ambiente e lavoro verso le elezioni. E poi l'analisi se l'unione bancaria resta un miraggio. Anche qui la politica italiana. Tajani a Crosetto con Toti garantisti. Poi ancora il calcio, Juve pari con la Salernitana ma Champions matematica, e Toro ribaltone a Verona, il sogno Europa continua. Allora andiamo a vedere i quotidiani sportivi. La Gazzetta dello Sport, Juve Champions è a capo, rischia il KO con l'ultima e ora sarà rivoluzione. La resa della Roma qualifica i bianconeri e il Bologna. E poi anche qui sul Corriere dello Sport, la stessa foto, fino alla fine, pari di Max con la Salernitana 1-1, decisiva la sconfitta di De Rossi, grande festa Juve in Champions con il Bologna. Andiamo a vedere ancora il Fatto Quotidiano, il patto per la mazzetta a Toti in diretta sulla Candid Camera, minuto per minuto. Moncada di Esselunga nell'ufficio del Presidente per 2 ipermercati, e qui c'è tutto il racconto dal video, alcuni degli scatti appunto della Guardia di Finanza. Questo ci racconta oggi il Fatto Quotidiano. Le destre all'assalto, smentito Nordio dopo un solo giorno, Crosetto attacca i PM e la Lega ora vanno messi sotto il governo. Poi ancora l'intervista di Matteo, gettano la maschera, continuità con P2, Berlusconi e Cartabia, il PM antimafia vogliono lo scudo per il potere. Il Fatto Economico, Angelucci e quell'impero costruito da nullatenente. Poi vediamo ancora il Giornale, ecco qui c'è un'intervista alla sorella, Arianna Meloni, orgogliosa di mia sorella, io resto dietro le quinte, così Giorgia cambierà anche l'Europa. E poi la difesa di Toti, sempre bonifici tracciati, il governatore chiedeva trasparenza, l'accusa di falso verso l'archiviazione. Questa è la lettura del Giornale per quanto riguarda l'inchiesta Ligure, l'analisi sulla vicenda sospetto prescrizione, poi è Crosetto e un caso, Lega e Forza Italia in pressing per la riforma. Musica e gender, il conformismo triste dell'Eurovision fluido, commenta invece qui il Giornale. Sicurezza Milano, addio tavolate multietniche, Sala scopre il caos migranti. Ancora Libero. L'offensiva delle toghe rosse, diventano un partito. L'Associazione dei Magistrati annuncia una mobilitazione culturale e comunicativa contro le riforme, una dichiarazione di guerra al governo, e Conte e Schlein la cavalcano. Poi ancora Fazio sta facendo infuriare anche i nuovi editori, nervi tesi a Discovery. Nel voto popolare vince la Golan che ora si unirà
all'esercito. A sinistra vediamo Eden Golan, a destra l'irlandese Bambi Tung, attivista pro Gaza, al centro di varie polemiche con Israele. Eurovision, l'israeliana batte i pro Gaza. Le manovre dei PM per ribaltare Genova, la strategia di Mosca per logorare il nemico, Putin stravolge i vertici dell'esercito mentre l'Ucraina rischia il crollo. Questi sono alcuni degli altri titoli di oggi, sempre su Libero. Ma torniamo sul piccolo dell'edizione di Trieste. Allora andiamo a vedere alcune delle notizie. Qui c'è l'approfondimento naturalmente in prima pagina della notizia dei quasi 600 milioni di opere previste dalla Regione, le priorità, e qui ne vediamo alcune. Aggiornato dalla Giunta il piano triennale, Giunta regionale, il piano triennale 24-26, già finanziati 213 milioni di lavori da avviare proprio quest'anno, e c'è anche Palazzo Vucetic a Trieste, all'asta, l'ex sede dell'assessorato alla salute. Poi al Castello di Gorizia 470.000 euro, il Palazzo di Via Sabadini a Udine fu inaugurato nel 2007, vediamo ci sono 60.000 euro a disposizione. Per questo qui vediamo l'assessore regionale alle infrastrutture Cristina Amirante. Le 10 opere principali sono anche, fra l'altro, il restauro e il risanamento conservativo per i nuovi uffici della Regione in Porto Vecchio a Trieste, un'opera annunciata da tempo, e poi anche la ciclovia Trieste-Lignano-Venezia, tronchi 2 e 3 e lotti prioritari. Poi ancora completamento dei lavori per impianti di bonifica, sempre a Lignano, poi a Pordenone, a San Giorgio di Nogaro, l'area Caffaro di Tor Viscosa, il restauro delle facciate del Palazzo della Regione di Piazza Unità a Trieste, e il ripristino del dissesto del porticciolo di Grignano, di cui avevamo parlato qualche giorno fa. Terrazza Mare via al Cantiere, a Lignano Sabbiadoro, insomma varie opere, anche appunto vediamo qui Grignano, la rigenerazione della baia. Le ciclabili in versione smart e interattiva con uno stanziamento da 4,8 milioni di euro. I ciclisti potranno visualizzare il percorso, ricevere informazioni sul meteo, punti di ristoro, eventi sul territorio e avere assistenza. Sicuramente un'opera molto attesa da chi ama le due ruote. Giustizia, si scalda lo scontro Conte-ANM, il leader 5 Stelle invitato dalla Lega a un confronto in TV evoca la P2, l'ANM fa muro, le toghe contro la riforma Nordio. Qui vediamo questo approfondimento, questo scontro sulla giustizia che abbiamo già visto anche da diversi punti di vista in altri giornali. Spinelli torna davanti al GIP il giorno dell'interrogatorio, l'inchiesta in Liguria. Vediamo ancora sempre sul piccolo la sanità pubblica e il lavoro, le priorità di Bonaccini che ieri era in Friuli Venezia Giulia verso le elezioni dell'8 e 9 giugno. Il candidato del PD in tour, mercoledì toccherà Schlein, la Lega in caduta libera e con Vannacci sta andando verso l'estrema destra, ha detto il presidente dell'Emilia Romagna. Qui lo vediamo anche in compagnia della segretaria del Partito Democratico regionale e della candidata Sara Vito. Fermare la destra in Europa per salvare ambiente e diritti. I candidati Dem, Zan e Corrado all'antico Caffè San Marco di Trieste incontrano gli elettori. La strategia di Salvini: serve meno Europa, Vannacci è con noi per difendere l'Italia, ha detto il vice premier. Tappa del leader del Carroccio in Veneto e Friuli Venezia Giulia: dobbiamo bloccare la pericolosa deriva ideologica di Bruxelles. L'Unione Europea, governata anche dai socialisti, ha prodotto disastri con la scusante della svolta ecologica, ha detto Salvini. Ancora la premier Meloni e la trappola su un referendum su se stessa, la partenza dei comitati referendari con 2 anni d'anticipo rispetto al momento del voto rivela i timori di una sconfitta che sarebbe esiziale. Vediamo ancora invece l'attualità,
ma arriveremo anche fra poco, però diamo un'occhiata a quello che succede appunto nella guerra in Ucraina. Mosca avanza a Kharkiv, duri scontri al confine, il raid di Kiev fa 11 vittime, persi altri 4 villaggi, Kiev ammette la situazione è peggiorata, colpito un palazzo a Belgorod, Mosca utilizzati i missili della NATO. C'è l'appello del Papa, nuovo appello, liberate i prigionieri, trattative in corso con Russia e Ucraina. Quindi Putin cambia i vertici, Shoigu via dalla difesa, i ministri del nuovo governo. Lo zar ha proposto la nomina di Andrei Belousov alla carica di ministro della difesa. Andiamo alle pagine, dicevo, della cronaca cittadina, la cronaca di Trieste. Si parla dei consultori dimezzati, primi 100 giorni per noi disagi e ritardi, la denuncia di alcuni utenti dopo la chiusura di 2 delle 4 strutture, appuntamenti annullati e spostamenti improvvisi, ci sentiamo abbandonate. Questo è il risultato, appunto, i primi 100 giorni di chiusura dei 2 consultori. Qui vediamo alcune delle proteste che hanno accompagnato questa decisione della SUGI di chiudere appunto e di accorpare 2 su 4 consultori cittadini. Qui vediamo la testimonianza di Anna Cozzi, ero in piazza con mia figlia, non molliamo. E ancora, Asugi difende la linea, così servizi potenziati e aperti per più ore, ribadisce Antonio Poggiana, direttore generale dell'azienda sanitaria. La replica, il direttore generale Poggiana promuove il nuovo assetto organizzativo, garantite equip multidisciplinari e nuova strumentazione, in arrivo migliorie strutturali eppure un servizio di videosorveglianza, citofoni e allarme. Quindi queste le novità per quanto riguarda i consultori familiari. Non sono stati chiusi, insiste appunto l'azienda sanitaria, torna a difendere la riorganizzazione dei servizi consultoriali a più di 100 giorni dalla sospensione delle attività a San Giacomo e San Giovanni. Ora ci colleghiamo con la sala operativa della Polizia Locale per vedere qual è la situazione del traffico in città. Abbiamo al telefono l'ispettore capo Lionello Schillani, buongiorno. Sì, buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Buongiorno, allora qual è la situazione, ispettore? Allora, la situazione al momento è tranquilla, traffico scorrevole, abbastanza scarso e inizio mattina pian piano comincia a muoversi i primi veicoli, quindi via via andremo aumentando il traffico, non prevediamo picchi particolari. La notte è trascorsa tranquilla, solo interventi di routine, controllo del territorio, nulla di particolare da segnalare per quanto riguarda la viabilità. Per quanto riguarda l'agenda dei lavori, allora devo ricordare innanzitutto che la zona delle rive antistante zona marittima per l'arrivo della nave, la presenza della nave da crociera, la zona di sosta è interdetta, quindi sono chiuse le rive, il lato parcheggio, stazione marittima, quindi l'area di sosta è interdetta per tutta la giornata, dovrebbe riaprire nel tardo pomeriggio a partenza nave. Bene. Dopo abbiamo dei lavori che riguarda il tram di Opicina, per tutta la settimana faranno delle prove del tram, quindi il tram riprenderà a circolare fino a Piazza Oberdan. Quindi chiediamo a tutti i telespettatori che ci ascoltano di non parcheggiare, cosa già vietata peraltro dal codice della strada, quindi non parcheggiare sulla sede tranviaria, soprattutto in Da che ora, ripetiamolo per i nostri telespettatori che ci stanno ascoltando? Noi saremo sul posto delle 7:30, inizieremo a fare le dissuasioni. Quindi dopo, fra poco, insomma, va bene. Tra poco iniziamo il servizio, dobbiamo sgomberare la linea e in mattinata inizierà queste prove, questi transiti che andranno avanti per tutta la settimana, quindi chiediamo appunto di non parcheggiare nella sede tranviaria, quindi ribadisco che è cosa già vietata dal codice della strada. Inoltre abbiamo una chiusura che riguarda la GVT, la rampa d'accesso di Via Herrera verrà chiusa in direzione Trieste, questa chiusura per permettere dei lavori, anche questa chiusura andrà avanti per una settimana circa fino al 20 maggio, quindi ripeto da Via Caboto non si riesce ad accedere alla GVT in direzione Trieste ex 202. Ancora ultima nota, abbiamo dei lavori in strada del Friuli, sotto l'abitato di Contovello dove c'è il tornante, dovrà esserci l'abbattimento di un albero che è stato ritenuto pericoloso, quindi oggi e domani ci sarà la ditta che lavora, ci sarà un senso unico alternato regolato da Movieri e potrebbero esserci delle brevi interruzioni a viabilità appunto per permettere proprio nel momento dell'abbattimento dell'albero.
Quindi anche qui saremo sul posto per monitorare la situazione e eventualmente coadiuvare la viabilità. Al momento altre cose non ci sono, quindi restituirei la linea. Grazie, grazie delle informazioni, buona giornata e buon lavoro sia a lei che ai suoi colleghi. La ringrazio a lei e a tutti i telespettatori. Grazie, noi andiamo avanti ancora con la lettura dei giornali, torniamo sul piccolo nella pagina regionale, in realtà nazionale diremmo, perché ce ne siamo occupati molto anche noi ieri con la lunga diretta trasmessa anche da Tele4 come tutte le reti media nord-est sfilata della Dunata degli alpini di Vicenza. Vediamo il giornale, il cuore degli alpini in 100.000 per chiedere la pace, arrivati a Vicenza a piedi, in bici, con ogni mezzo, il grazie delle istituzioni. Qui vediamo alcune immagini molto belle, anche noi avremo molte immagini nei nostri telegiornali di oggi. Botta e risposta Salvini-Crosetto sulla leva, anche sempre in relazione poi a margine, diciamo così, della grande manifestazione. Nella pagina regionale si dà conto di questa iniziativa per la prevenzione, convegno nazionale di controlli mammografici a Trieste 15-17 maggio, l'impegno per ridurre le diseguaglianze e il confronto con la Slovenia. Intelligenza artificiale e il lavoro d'equipe contro il cancro al seno, aderire agli screening riduce la mortalità, questo è il messaggio potente e sicuramente da diffondere. Poi ancora vediamo la pagina di Gorizia, abbiamo visto nella prima pagina che si parla della casa dello studente oppure spazi per la polizia, doppio progetto per l'ex caserma di via Duca d'Aosta a Gorizia. Il caso della struttura finisce in consiglio, l'assessore Lazzari dice il comune sta facendo la sua parte. Rinviata la fine dei lavori nella sede della questura, sempre di Gorizia, una nuova galleria ciclopedonale nel parco della Valletta del Corno. Ancora qui vediamo il sindaco di Gorizia Ziberna che insieme all'assessore Del Sordi controllano uno dei progetti proprio per questa area che vedrà anche appunto una nuova galleria ciclopedonale, un bellissimo parco goriziano. Alla scoperta del Monte Calvario, polmone verde tra natura e cultura, l'escursione del progetto Crocevie d'Europa. Era scomparso da 2 giorni l'uomo morto nell'Isonzo, ne abbiamo parlato nel telegiornale di sabato. Era scomparso da un paio di giorni lo sloveno trovato morto nelle acque dell'Isonzo sabato pomeriggio, è quanto hanno verificato i carabinieri del comando provinciale di Gorizia, che hanno svolto le indagini per risalire all'identità dell'uomo. Non vengono forniti altri particolari, si sa soltanto che aveva attorno ai 50 anni e l'ipotesi su cui stanno lavorando gli uomini dell'arma è quella della caduta accidentale. Il 50enne sloveno indossava una camicia grigia e pantaloncini corti, escluso il coinvolgimento di terze persone, quindi da stabilire anche il punto in cui è caduto nel fiume. Non è escluso che l'incidente possa essersi verificato in Slovenia e il corpo sia stato portato in Italia naturalmente dalla corrente. Qui vediamo anche un'immagine appunto del recupero da parte dei vigili del fuoco, dei sommozzatori. Allora andiamo a vedere ancora le notizie invece dalla pagina di Monfalcone. Pazienti in aumento, spazi inadeguati e insicuri, pronto soccorso in crisi. La denuncia di Wile Nursind all'indomani dell'assemblea del personale sanitario. Arenato in regione da mesi un progetto da 5,2 milioni per ampliare la struttura. Poi ancora completato l'edificio della futura COT, la centrale operativa legata alla casa di comunità. Sempre a Monfalcone vediamo questa bella, una serie di immagini molto significative, alcuni scatti del tour monfalconese, l'allestimento del pasta party all'area verde dove si sono svolte le premiazioni, alcuni tifosi lungo il percorso. Monfalcone per un giorno è capitale del handbike, festa dello sport inclusivo con 20 kg di pasta e dolci, circuito promosso a pieni voti dalla 70ina di atleti coinvolti, Banello e Cisint cerimonieri, limiti al traffico ben compresi dai residenti. Per questa davvero bella iniziativa, le salite sfiancanti, la soddisfazione più grande, Andrea e l'abbraccio di Giada, alcuni dei protagonisti di questa bella giornata. Centri estivi a Ronchi, tariffe congelate, offerta raddoppiata, da giovedì il via alle iscrizioni per attività sportive.
E poi ancora Asini in visita agli ospiti con Alzheimer del centro Argo invece a San Canziani Zonzo, una notizia particolare, curiosa. 20 volontari in azione per liberare le vie del centro da cartacce, vetro e sigarette, invece a Ronchi dei Legionari. Per quanto riguarda l'avvertenza sindacale a Cormons, salta l'accordo sulla Fiscatec, no al trasferimento a Cormons. Ma torniamo sicuramente alle pagine della cronaca di Trieste. Dopo un po' di pubblicità noi approfondiremo sicuramente anche questo aspetto che sta a cuore ai tanti residenti della zona. Possiamo vederlo sul giornale. Ex fiera, ancora 110 nodi aperti da integrare oppure senza risposte, dagli scomputi alle reti idriche ed elettriche, dai volumi di traffico ai parcheggi. Tante le questioni sul tavolo che restano irrisolte. Si parla appunto dell'ex fiera di Montebello. I ritardi superano i 1000 giorni. Il dossier sulla riqualificazione è inviato dal Comune a proprietà e progettisti. Andremo a leggere l'articolo di Massimo Greco proprio sul Piccolo dopo un po' di pubblicità. A fra pochissimo. Bentornati in diretta ancora con la nostra rassegna stampa di questo lunedì, sono le 7:35, andiamo a vedere le pagine del Piccolo, le pagine della cronaca di Trieste con la questione della fiera. Torniamo a vedere appunto il titolo, ex fiera ancora 110 nodi aperti, 110 non sono pochi, da integrare oppure senza risposte, dagli scomputi alle reti idriche ed elettriche, dai volumi di traffico ai parcheggi, tante le questioni sul tavolo che restano irrisolti. I ritardi superano i 1000 giorni. È una delle statistiche più originali della vicenda della civica amministrazione. E di Dalla Betta, dirigente della pianificazione comunale, ha mandato alla MID di Walter Mosser, ai progettisti Francesco Morena e Alberto Novarini, il documento riassuntivo di tutto quello che ancora c'è da fare per chiudere la parte cartacea della riqualificazione ex fiera. Una raccolta alla luce della conferenza dei servizi istruttorie del 15 aprile scorso di quanto è stato richiesto da Comune, Regione, Acegas, APS Amga e dagli altri soggetti coinvolti che domandano investimenti per focus sugli interventi infrastrutturali, appunto, che domandano investimenti per 7-8 milioni di euro. Dal dossier Dalla Betta, articolato su 224 paragrafi, emerge che l'impresa carinziana, nel vasto quadro delle modifiche sollecitate, ha recepito 114 punti, 66 casi lo ha fatto in modo parziale, 44 rilievi invece non sono stati ottemperati. Il dirigente municipale, che non nasconde la pazienza degli uffici dell'accompagnare una progettualità molto lunga e sofferta, interpreta poi la portata di queste cifre, ovvero non tutti i 44 rilievi ignorati sono di centrale importanza, mentre all'interno dei 66 parziali ci sono temi rilevanti che vogliono integrazioni vere e proprie, non solo aggiustamenti prescrittivi. Alcune parzialità le vediamo insieme. Allora, necessita la scindibilità degli interventi privati tra quelli a scomputo con relativi importi e quelli non a scomputo, onde evitare contraddittorietà di carattere operativo contabile. Altro tema delicato, quello delle reti di scarico idrico fognario ed elettrico, sulle quali persiste un problema di coordinamento degli elaborati grafici. Di notevole importanza il capitolo del traffico, sul quale difetta l'aggiornamento sulle destinazioni d'uso delle varie attività, cioè quale è il rapporto tra superfici commerciali e movimento di mezzi. Insomma, sono questioni di non poco conto. Tra i punti non riscontrati elenca la mancata progettazione del cosiddetto centro di quartiere, ovvero di quegli specifici spazi di riqualificazione inseriti nel contesto generale, per esempio il distributore di benzina. Non c'è il disegno degli accessi in via Revoltella al parcheggio di copertura, quindi dalla parte
alta, diciamo così. Il bike sharing va spostato in via della Tesa, ma bisogna scriverlo. Da progettare anche il collegamento pedonale per disabili da via Rossetti al parcheggio. Insomma, non mancano poche cose. Si darà inizio all'operazione sul terreno iniziando dalla demolizione di 130.000 metri cubi di edifici. L'assessore Michele Babuder, da tempo insofferente sulle lungaggini del fascicolo ex Fiera, ha minacciato di trasformarla in zona verde, e forse i residenti non sarebbero così scontenti, insomma, di questa possibile soluzione. Falsa presenza in ufficio, licenziato dal comune, la vicenda finisce in tribunale per un dipendente comunale. Poi ancora la festa e i ricordi degli ex, il Nautico compie 270 anni, il raduno in via Punta del Forno per rievocare aneddoti e incontrare compagni, formazione eccellente e una scuola che ha qualcosa di davvero speciale. Il Kombucha triestino vince la gara degli alimenti innovativi, la bibita al tè fermentato si aggiudica la selezione della fiera appunto specifica di questo tipo di cibi. Allora andiamo invece ancora a vedere sulla pagina online del Piccolo, eccola qui, il giallo di Poggio Terza Armata di Sagrado, di cui ci siamo occupati nel telegiornale di sabato. Il giallo di Poggio, lo sfogo dei familiari. Dopo 5 anni vogliamo risposte. La sorella di Vito Mezzalira non si fa più illusioni sulla sorte del postino triestino. Vorremmo solo dare una ragione a tutta questa nostra sofferenza, dice intervistata da Luigi Murciano sul Piccolo. Non ci facciamo alcuna illusione. Domenica Mezzalira, la sorella dell'uomo al centro di un vero e proprio giallo a Poggio Terza Armata di Sagrado, ha preso dal giornale appunto del Piccolo gli sviluppi inerenti alla vicenda dell'ex dipendente di Poste Italiane originario di Trieste, scomparso nel nulla sin dal 2019. Si deve proprio a lei, alla sorella, se la partita investigativa è ancora apertissima dopo tutto questo tempo, e anche alla caparbia professionalità dei carabinieri della compagnia di Gradisca di Sonzo. Come è stato raccontato proprio sabato, la Procura ha ampliato non solo la platea degli indagati, che sono 2 ora, Mariuccia Orlando e un suo stretto familiare. Mariuccia Orlando era la compagna appunto di Mezzalira, ma anche c'è l'ipotesi non solo di occultamento di cadavere e truffa ai danni dello Stato, ma anche di presunto omicidio. Quindi questa è l'ipotesi su cui si sta lavorando. Allora rivediamo insieme il nostro servizio. Potrebbe essere stato ucciso il pensionato delle Poste triestino Vito Mezzalira, scomparso nel nulla nell'estate del 2019 dalla sua casa di Poggio Terza Armata, nel comune isontino di Sagrado. Gli inquirenti hanno iscritto nel registro degli indagati 2 persone, la compagna del 70enne, Mariuccia Orlando, anche lei triestina, e un suo familiare, il cui nome non è ancora emerso. Alle ipotesi di occultamento di cadavere e di truffa ai danni dello Stato si aggiunge ora quella di omicidio. Ieri i carabinieri sono tornati in Via Nuova per altri rilievi disposti dalla Procura all'interno dell'abitazione della coppia, dopo che la perlustrazione con il georadar del campo retrostante, effettuata lo scorso 24 gennaio, non aveva dato risultati. Ad accompagnare i militari dell'Arma nel sopralluogo della casa, durato un paio d'ore, c'era anche la stessa Mariuccia Orlando, che già in precedenza aveva ricevuto l'avviso di garanzia per le altre ipotesi di occultamento di cadavere e truffa. Dalla scomparsa di Mezzalira, ormai quasi 5 anni fa, la donna ha sempre continuato a ritirarne la pensione, rivolgendosi però sempre a uffici diversi. Un comportamento che ha destato sospetti, insieme alle versioni discordanti rese alla sorella dell'uomo che vive a Mantova e che ha fatto infine scattare le indagini. Diplomato al Nautico a Trieste ed ex calciatore dilettante, Vito Mezzalira aveva lavorato per molti anni allo smistamento nell'ufficio di via Brigata Casale delle Poste Italiane e subito dopo la pensione nel 2014 era andato a vivere nella casetta a 2 piani al Civico 7 di Via Nuova nella frazione di Sagrado. La svolta nel giallo della sua scomparsa improvvisa potrebbe arrivare proprio dai nuovi rilievi effettuati ieri all'interno dell'abitazione.
La frazione di Poggio Terza Armata di Sagrado, seguiremo i possibili nuovi sviluppi di questo mistero, della misteriosa scomparsa di questo ex postino, ex dipendente delle poste originario proprio di Trieste. Allora, torniamo alla lettura dei giornali, andiamo a vedere i giornali nazionali, in particolare il Corriere della Sera. Vediamo Toti e le voci di dimissioni, no leghisti, l'attesa degli altri, l'avvocato smentisce, ci sarà interrogatorio, se Libero si confronterà con la maggioranza, il Carroccio, basta sospetti sui fondi privati. E ancora sempre sul caso Liguria, ti vengo a trovare prima delle elezioni, ti chiedo un po' di robe, le parole di Toti a Spinelli come al solito di questi tempi, l'imprenditore a Signorini, a 83 anni non mi possono fare niente. Ancora sempre sul caso Liguria, gioco al massacro, non ci sto, chiedo chiarezza su di me, pronto a parlare con i PM, Bucci, la mia frase sui maiali, per ogni area nel porto si scatena la rissa. Dati Covid manipolati, c'è l'indagine per falso, il filone sui finanziamenti dalla sanità privata. Sui contagi Toti diceva a Cozzani li ho un po' aumentati. Ancora vediamo qui Giovanni Toti in un'immagine, Marco Bucci nelle immagini appunto che fanno parte di questa inchiesta. Ancora andiamo, i magistrati non siamo una casta, l'attacco di Crosetto è il caso Conte, la ANM sulla separazione delle carriere non si tratta, il leader 5 Stelle sembra il piano della P2, evoca appunto Giuseppe Conte. Super bonus, scontro in maggioranza, scoppia il caso della sugar tax, Forza Italia attacca, da sempre contraria a nuove imposte, le misure in aula mercoledì. Qui vediamo alcuni grafici sui conti pubblici. Andiamo a vedere ancora Tajani, pronti a modificare il decreto in Parlamento, nessuna lite con Giorgetti, il ministro degli esteri, norma sugli sgravi fatta a sorpresa dal MEF, dal Ministero dell'Economia e Finanze. L'affondo di Bonaccini su Strada e Tarquinio, asse con la segretaria, il presidente, loro sull'Ucraina in netta minoranza, la leader su Israele, fermare la follia di Netanyahu. Vannacci contro il vincitore dell'Eurovision, tutto al contrario è nauseante. Poi ancora qui vediamo chiesi un incontro a Gorbaciov per fermare la svolta di Occhetto. Aldo Tortorella contesta la ricostruzione dell'ultimo segretario del PC. Blinken, duro con Netanyahu, uccisi più civili che terroristi, l'Egitto si associa alla petizione dal Sudafrica all'AIA che accusa Israele di genocidio. Qui siamo al Medio Oriente in fiamme. L'attivista Greta Thunberg arrestata all'Eurovision, anche Greta come altri manifestanti per la Palestina è stata arrestata sabato a Malmö dove si teneva la serata finale dell'Eurovision. Ci sono stati momenti di tensione. Greta, che indossava una keffia, è stata sollevata di peso e trascinata via dagli agenti. Ancora andiamo avanti, sempre alla lettura dei giornali, l'armata russa avanza su Kharkiv, Zelensky, situazione difficile a Vovchansk, Mosca accusa armi occidentali usate per colpire Belgorod. Arrivano a Hatish e si fanno un video selfie davanti a un cartello d'ingresso. Siamo russi, dicono 3 soldati, e siamo qui. Sulla mappa il villaggio è soltanto un'impercettibile macchiolina al confine della Russia, ma per gli ucraini è una macchia sull'onore, la breccia orientale che si temeva. Questo è l'attacco dell'articolo dell'inviato Francesco Battistini in Ucraina. Qui vediamo il Cremlino, lo zar vara il rimpasto per risanare la difesa, Shoigu via dal ministero e al suo posto un economista, ma il fedelissimo va al Consiglio di sicurezza nazionale. Voto in Lituania, l'ombra di Putin fa scegliere la continuità per quanto riguarda le presidenziali. Ancora vediamo sul Corriere della Sera invece sempre gli esteri, ma la Spagna, Sánchez vince la sfida catalana ma ritrova la grana Piedmont, anche il leader indipendentista guadagna seggi e potrebbe ricattarlo a Madrid.
il comizio, invece Trump e i fan in New Jersey, insulti a Biden e ai giudici, si scalda la campagna elettorale negli USA. Le nostre condizioni per collaborare, siamo tornati in Spagna, sia il referendum, l'appoggio ai socialisti però non è scontato. Qui vediamo il caso della rissa, Fedez è stato denunciato, ma quale massacro, io non c'ero, dice il cantante. Milano identificato con le telecamere, di cosa parliamo? Lui 3 giorni dopo era a ballare, c'è stata questa rissa in centro nella discoteca a Milano. Ancora violentata dagli amici a 12 anni, il video sul telefono della coetanea. A Modena i medici dell'ospedale confermano gli abusi, i 2 sospettati hanno 15 e 16 anni. Questo è il caso terribile che arriva dalla provincia di Modena. Torniamo sul piccolo e vediamo gli esteri, la pagina degli esteri. La Turchia ricostruisce la moschea distrutta dai serbi a Bagnaluca, un'operazione di diplomazia religiosa. Ankara scommette sulla distensione nella Repubblica Srpska. Presente era anche il ministro turco della cultura. Il futuro rafforzeremo i legami con i Balcani, ha detto. Stop al Kosovo nel Consiglio d'Europa, veto di Francia e Germania all'ingresso. Pristina non ha approvato lo statuto per le municipalità serbe richiesto dall'Unione Europea. Anche qui shock nel modenese, 12enne abusata da 2 altri minori dentro casa sua. I medici del pronto soccorso hanno riscontrato chiari segni dell'aggressione sessuale e avvisato le forze dell'ordine. A Palermo, auto pirata travolge e uccide una turista. Andiamo molto rapidamente, dopo aver visto già appunto la pagina dedicata agli alpini, alla grande adunata di Vicenza, di cui vi parleremo sicuramente molto anche nella giornata di oggi. Andiamo velocemente, dicevo, alle pagine sportive. Eccole qui. Allora, si parla nello sport del lunedì, c'è Benevento, serve una Triestina diversa, questo è il titolo scelto dal piccolo. I sorteggi del turno nazionale, i playoff di Serie C, i forti campani di Auteri domani al Rocco alle 21, sabato il ritorno. La prova dell'Unione con la Giana non ha convinto. I giocatori alabardati salutano il pubblico, qui vediamo, ha corso numeroso al Rocco al termine della partita con la Giana Erminio. Concitati, tamoreggianti senza pause, i playoff di C sono concepiti in questo modo sia in campo che nel calendario. Agli ortodossi del calcio piacciono poco, ma sono stati delineati così e così vanno vissuti, scrive Ciro Esposito sul piccolo. Quindi c'è Benevento e di corsa dovrà anche attrezzarsi la Triestina di Bordin. La prima è andata bene anche se è stata giocata male, giudica appunto il cronista. Tipica storia da playoff, decidono gli episodi, la fortuna, adesso anche la VAR. L'importante era passare il turno, ma dobbiamo fare di più, ha detto il tecnico a fine gara. Conte è cambiato, Juve e Milan fingono di non saperlo, palla quadrata, il commento di Giancarlo Padovan. E poi Malomo, invece torniamo appunto all'Unione, prima volta in gol in questo stadio, ci siamo abbassati troppo e non abbiamo fatto bene. Il capitano anche sabato sera è stato trascinatore della squadra, ha realizzato una rete che per lui ha un significato speciale. Ancora vediamo il calcio femminile, le ragazze crollano a Vicenza, retrocessione dietro l'angolo. Torniamo alle prodezze in porta di Agostino, per me la palla non è entrata, dice, parate decisive di Agostino nel finale del match con la Giana Erminio. Passiamo al basket, Trieste trova Forlì in semifinale, al via domenica in Romagna. Anche in questa serie la squadra di Christian concede il fattore campo ai rivali, i precedenti, largo successo di Ruzier e soci in casa, tracollo in trasferta, quindi sarà l'Unieuro Forlì l'avversaria della Pallacanestro Trieste nella semifinale dei playoff, nessun miracolo da parte di Vigevano nei quarti, di conseguenza il fattore campo nella prossima serie rimarrà a vantaggio dei romagnoli. Trieste ha appena dimostrato, eliminando la Reale Mutua Torino in 3 gare, di aver imparato finalmente come si battono le squadre di livello in trasferta. Queste le notizie principali dalla pagina sportiva. C'è oggi
sul piccolo anche l'inserto dedicato interamente all'economia, e di economia ci siamo occupati anche noi sabato con un'analisi, con un servizio realizzato dalla nostra redazione a Udine riguardante proprio la questione economica in Friuli Venezia Giulia, analizzata dalla CGA di Mestre. Allora possiamo rivedere insieme il nostro servizio. Buone notizie per l'economia del Friuli Venezia Giulia sul fronte della crescita. Ce lo dice un indicatore che insieme alle statistiche economiche conferma il balzo in avanti. La nostra regione ha visto crescere il traffico di mezzi pesanti che ogni giorno percorre l'autostrada Venezia-Trieste e incrementare notevolmente anche i flussi sulla Udine-Tarvisio. Sull'autostrada Venezia-Trieste i flussi di traffico giornaliero dei TIR sono il doppio che sulla Udine-Tarvisio. Tuttavia, se il confronto lo facciamo rispetto al periodo pre-Covid, l'incremento degli autoarticolati lungo l'A23 è stato pari al doppio di quello registrato lungo l'A4. E sebbene rappresenti un indicatore molto empirico, i flussi di traffico dei mezzi pesanti ci confermano quello che le statistiche economiche ci segnalano da tempo. Se l'aumento di TIR sulle strade denota vivacità industriale, c'è però un importante effetto collaterale negativo rappresentato dall'inquinamento e da una soglia di rischio incidenti stradali molto elevata. Passando alle statistiche economiche, le previsioni per il 2024 danno il Friuli Venezia Giulia in crescita del più 0,67%, al nono posto a livello nazionale. Il nuovo triangolo industriale del paese si è spostato a est e il Friuli Venezia Giulia ne fa parte a pieno titolo. Allora, torniamo a leggere i giornali e andiamo al data room di Milena Gabanelli sul Corriere della Sera di quest'oggi, che si occupa del nuovo codice della strada. Che cosa cambia? Un'analisi interessante, come sempre nel data room, all'alcol lock per gli ubriachi, auto più potenti e nepatentati, ridotti gli autovelox e meno multe per l'eccesso di velocità, più sanzioni per la guida al telefono, ma solo in caso di fermo. Ecco qui alcune delle novità del nuovo codice. L'automobile è diventata il primo predatore dell'uomo, attacca Milena Gabanelli insieme ad Alessio Ribaudo. E non per colpa dell'auto. In Italia ogni 3 ore più di una persona muore a causa di incidenti stradali. Nel 2022 le vittime sono state 3.159, in più di 223.000 feriti, di cui 16.875 con lesioni gravi. E le stime sul 2023 non cambiano, si perde la vita soprattutto sulle strade extraurbane, nei centri urbani, e per ultime arrivano le autostrade, dove guarda caso vigilano sia gli autovelox che i tutor. Solo quest'ultimo dal 99 a oggi ha ridotto la mortalità del 75%. I luoghi in cui avviene il maggior numero di incidenti per tutte le cause sono i centri urbani, il 73%. Il costo sociale 18 miliardi di euro. La stretta su alcol e droga, maggiore sicurezza dunque. Il governo Meloni, per il mano del ministro Salvini, ha prodotto il disegno di legge che riforma il codice della strada, approvato alla Camera il 27 marzo e ora discussione al Senato. Allora vediamo che cosa cambia. Ci sono tutte le analisi, oltre alle sanzioni già previste per la guida in stato di ebbrezza. In caso di ebbrezza grave l'automobilista dovrà obbligatoriamente installare l'alcol lock per un periodo variabile da 2 a 3 anni. Si tratta di un sistema elettronico che blocca il motore se c'è una goccia d'alcol in corpo. Per la guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti si modifica l'articolo 187. Oggi per contestare questo reato occorre dimostrare lo stato d'alterazione psicofisica del conducente al momento del controllo. Se al Senato non ci saranno modifiche, basterà la positività al test antidroga, che non si supera se hai assunto sostanze qualche giorno prima, perché nel sangue rimane traccia, e tanto basta. Il disegno di legge alza giustamente il tiro contro chi guida col telefono in mano. Già oggi si rischia una multa da 165 a 660 euro, più una decurtazione di 5 punti dalla patente e la sospensione in caso di recidiva entro 2 anni. La riforma alza la sanzione e la sospensione può arrivare fino a 120 giorni. Ai 90 che possono dare i prefetti si aggiungono altri 30 giorni di mini sospensione che possono combinare le forze dell'ordine se ti fermano in strada. Ai meno di 20 punti sulla patente
consente e provochi un incidente. Tuttavia cogliere qualcuno in flagrante al cellulare è molto difficile perché non è previsto l'utilizzo di dispositivi elettronici come aveva richiesto l'ANCI. Quindi queste alcune delle novità. C'è anche però meno autonomia ai comuni. A breve entrerà in vigore il decreto autovelox del MIT che fisserà altri paletti. Intanto va chiarita l'accusa ai comuni che li installano per fare cassa. Tutti gli autovelox sono autorizzati da un decreto del prefetto e motivati dalla necessità di ridurre la velocità su tratti dove sono verificati incidenti mortali. Addio alle zone 30. Per istituire nuove zone 30 come a Bologna i comuni dovranno motivarle al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. È noto che gli effetti di tutti gli incidenti provocati da tutte le diverse cause sono aggravati dalla velocità e per questo tutte le città europee stanno estendendo da anni le aree 30, però sarà un po' più complicato insomma qui in Italia per effetto di queste novità contenute nella nuova legge. Sempre sul Corriere della Sera vediamo ancora l'inchiesta Camilla Giorgi, ecco i debiti fiscali, ora si muove anche la procura, la tennista inseguita da entrate e PM sotto la lente, compensi per 6 milioni. E ancora vediamo sempre sul Corriere della Sera, l'abbiamo visto in prima pagina, Dante il suo autismo, lo Stato lascia soli noi genitori, ridere oggi è proibito, dice Elio di Elio e le storie tese. Ancora qui vediamo altre immagini, tra cui la partecipazione nel 96 al Festival di Sanremo con questo look particolare. Insomma si sono sempre distinti gli Elio e le storie tese nei loro spettacoli. Allora ci dobbiamo fermare per una breve pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo in compagnia del nostro primo ospite, sarà il consigliere comunale del Partito Democratico Luca Salvati. A fra poco. Bentornati in diretta, sono le 8.04 di questo lunedì 13 maggio, diamo subito il buongiorno a Luca Salvati del Partito Democratico, consigliere comunale. Buongiorno, ben arrivato. Buongiorno a tutti, avevo fatto una promessa e la mantengo, un caro saluto ai Glavini oggi in partenza per il viaggio di nozze. Ah beh, allora hanno detto sì. No, non lo farai, io ho detto perché no, vi saluterò. No? Li salutiamo anche noi allora, buon viaggio di nozze sicuramente. Allora, Luca Salvati, stavamo così parlando fuori onda, tiene banco naturalmente ancora in città la questione caldissima della sicurezza, no? Con gli ultimi episodi, con anche le notizie che abbiamo dato anche noi, approfondito poi nei nostri telegiornali, i controlli rafforzati da parte della questura in vari punti caldi. Qual è la situazione e cosa manca secondo lei dal suo punto di vista? Beh, allora, io credo che non si possa non evidenziare il fatto che determinati fenomeni a cui la città non era assolutamente abituata, di vario tipo, per esempio rapine, furti, ma anche e soprattutto perché secondo me, senza nulla togliere agli altri, è uno delle dinamiche francamente che più mi preoccupa, ovvero quello relativo mi si passa il termine, alle baby gang, ovvero fenomeni portati avanti da adolescenti. Credo che ad oggi sia innegabile affermare che ci sia un aumento a tutti gli effetti di determinati episodi, anche perché la cronaca li registra quotidianamente. È vero. Noi, nonostante appunto spesso si venga tacciati che sul tema siamo un attimino così, abbiamo alcune lacune, mi sento di dire che dall'inizio del mandato, quindi attraverso degli atti, anche perché la pubblica amministrazione va avanti per atti, abbiamo presentato non più tardi di un anno fa per l'appunto una proposta, una mozione che è stata discussa in commissione, devo dire, che ha trovato
un parere favorevole anche da parte della maggioranza, la quale chiedeva per l'appunto il ripristino della figura del vigile di quartiere, figura che con una certa onestà intellettuale il sindaco di Piazza aveva predisposto nel 2001, quindi durante il suo primo mandato, e che aveva in effetti trovato un largo riscontro a partire dai cittadini, proprio perché stando sul territorio il vigile, parlando appunto anche con i residenti, riusciva a farsi un'idea di tutto il contesto e quindi a monitorare nella maniera più opportuna il territorio, insieme ovviamente anche perché erano in due, quindi come dire, si creavano delle squadre in vari punti della città. Perché caro, ma anche perché ero là, Melare è stata una delle zone più attenzionate, certo, in questo senso. Quindi avevamo come primo punto questo. In secondo luogo avevamo richiesto che il sindaco, ci sarà un perché, siede al tavolo provinciale di pubblica sicurezza, cosa che in parte è avvenuta dopo il fatto che determinati agenti, se non sbaglio 300 unità, siano in effetti venuti sul nostro territorio, ma a controllare sui punti di frontiera. Secondo noi è uno spreco, non vuol dire non ottimizzare queste risorse davanti a un fenomeno che vede soprattutto sul nostro territorio e quindi all'interno del comune di Trieste una maggior presenza delle forze dell'ordine. Però avevamo pure appunto chiesto questo, che in parte, come ho detto, è avvenuto, e come terzo punto abbiamo chiesto che il comune porti avanti promuova, come avviene ormai da diverso tempo in alcuni comuni sia di centrodestra che di centrosinistra, basti guardare all'Emilia Romagna, al Veneto, porti avanti delle progettazioni di sicurezza partecipata, come ad esempio il controllo di vicinato. Il controllo di vicinato, che ci tengo a specificare, non è, infatti è anche scritto nei vari vademecum, nulla c'entra con le ronde. Qua i cittadini non devono assolutamente sentirsi e appropriarsi di un titolo passato come quello dello sceriffo, e quindi non è chiesto loro di intervenire, anzi è interdetta loro tale opportunità, ma devono soltanto segnalare. Dopo magari vedremo se avremo modo, attraverso che metodologie. Quindi una partecipazione attiva da parte dei cittadini che non deve sostituirsi alle ronde né tantomeno alle forze dell'ordine, con le quali invece è chiesto loro di collaborare. Questo è il modello, insomma, che aveva in mente. Modello che a Udine stanno portando avanti in maniera attraverso volontari, hanno fatto un bando quindi anche per scegliere questi candidati. Allora, abbiamo una telefonata, sentiamola immediatamente. Pronto? Buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno dottoressa Buccarella. Buongiorno. Spero che riusciate a sentirmi, no? Sì, buongiorno. Oggi il problema col volume, ma niente, io tutt'altra cosa, vi ho mandato anche alle 6:15, mi chiamo Maurizio Prelaz intanto, sì, no? Sì, buongiorno Maurizio. Vabbè, e niente, ho mandato già alle 6:15, tutt'altra cosa, volevo dopo sapere anche dall'ospite del Partito Democratico. Allora io ho praticamente una pagina, scrivo, ma si difende politicamente parlando Giovanni Toti, perché anche mi sembra che il Ministro della Giustizia, il Ministro della Giustizia, il caso Liguria, insomma, porta all'attenzione, no? della nostra trasmissione. Dopo via via, diciamo, qualcosa ancora mi lasci. C'è, diciamo, come posso dire, più che altro salterei dire che praticamente però questa cosa è abbastanza, cioè io concludo, infatti dico questo, no? Sì. Ma io resto della mia, per quanto ho detto di sopra, una palese esagerazione nel difendere Totti, anche oggi per altre questioni di nuovo sul giornale, per altre accuse. A spada dico, io resto della mia, la palese esagerazione nel difendere Totti a spada tratta, quando la grana appare macroscopica. Sarà purtroppo nell'interesse della giustizia e delle garanzie dell'indagato, ma è così che se mi funzioni. E secondo voi che cosa sta accadendo, come deve funzionare? Poi c'era sul foglio, dice, ma è tutto un problema di altro tipo. Non vorrei andare troppo per le lunghe,
Questa Grazie. cosa che... Abbiamo capito, adesso era un po' disturbata la linea, comunque insomma abbiamo compreso l'argomento di cui voleva parlare, è piuttosto ampio, diciamo, possiamo trattarlo magari molto rapidamente, no? Il tema dell'inchiesta in Liguria e anche della politica, del rapporto con i magistrati, insomma era molto ampio il discorso di Maurizio. Beh, allora, io non so se, come alcuni stanno affermando, anche giornalisti, si possa parlare di una Tangentopoli 2. Certo che alcuni atteggiamenti da parte, anche in questo caso trasversalmente, a prescindere da quello che è il colore politico, faccio un inciso, io non ho assolutamente apprezzato quella che è stata l'uscita di Emiliano, presidente della Regione Puglia, così cerco di bilanciare, quando ha affermato appunto che l'oggi sindaco di Bari, allora suo assessore in giunta, come dire, avrebbe quasi dovuto avere un canale privilegiato, e questo era l'invito che aveva rivolto, certo. Anche se lui poi intendeva, l'ha messa proprio male, però sicuramente, quindi tornando, sia che siano di centrosinistra che di centrodestra, certi atteggiamenti non vanno assolutamente bene, perché la politica si può sbagliare, ma per quanto possibile è tenuta a dare il buon esempio, anche se appunto non è la politica a dare il buon esempio, poi i cittadini giustamente, anzi legittimamente più che giustamente, si sentono come dire, nella posizione di poter dire, beh, ma se rubano loro, perché non dovrei rubare io? Quindi... sempre a questo proposito c'è la punzecchiatura di Roberto, dice: caro consigliere Salvati, cosa dice dell'onorevole Fassino? No, ma ecco, lo stava dicendo prima, no? Anche ma sono tutti, guardate, sono tutti atteggiamenti assolutamente deprecabili, e ci tengo, però adesso cerchiamo per quanto possibile, mettendo dentro anche la Santanchè, che non mi pare abbia avuto atteggiamenti, come dire, molto più corretti. Su questo mi trovo nel dire che fino al terzo, per quanto riguarda come dire, il modello della nostra giustizia, che nonostante tutto credo che sia ancora un buon modello, ovvero il fatto che siano previsti 3 gradi di giudizio, in effetti fino all'emissione dell'ultimo, da parte dell'ultimo grado, una persona è innocente, quindi è tenuta a continuare ad esercitare il suo ruolo, anche perché ricordiamo che è stato sottolineato anche in questo caso che diversi politici del passato sono stati anche loro indagati, hanno avuto diversi avvisi di garanzia, si sono dimessi perché poi entra una questione etica, e alla fine appunto la magistratura li ha assolutamente assolti, e io credo che anche questo non vada bene, perché allora avrebbero potuto continuare assolutamente ad esercitare il loro ruolo. La questione etica è che, proprio perché una questione etica discende dal singolo, la questione etica lascia sì che sia il singolo e non il sindaco a decidere se è più opportuno dimettersi o continuare. Poi sappiamo che la storia ci insegna, anche quando per esempio c'era stato, tornando a Tangentopoli nel 93, in quel caso fu il Parlamento a decidere nei confronti di Craxi se procedere o meno, e infatti ricordiamoci che il Parlamento votò contro, anche se per pochi voti votò contro. Ci fu questo voto. Allora Piero, per aggiungere, poi passiamo alla telefonata, per aggiungere ancora un tassello, dice: l'associazione dei magistrati di sinistra si ribella alle decisioni presenti e future del governo eletto, risulta palese che la ANM sia diventata più un partito politico che un'associazione di magistrati. Lo vediamo in tanti quotidiani, no? Anche oggi questo motivo. Guardi, anche qua cerco di essere sintetico, prima non lo sono stato però, quindi lo ammetto. Sulla magistratura, ma come su tutta la pubblica amministrazione,
secondo me va fatto un ragionamento organico. Non è possibile che un cittadino si trova per diversi decenni con appunto la spada di Damocle nel dover aspettare una sentenza. No, i tempi della burocrazia oggi, in un mondo che va sempre più veloci, non sono assolutamente accettabili. Cerco di chiuderla così perché altrimenti dopo, non per incapacità a scendere, perché io ho una mia idea di come dovrebbe essere, soprattutto riguardante la pubblica amministrazione, quindi ministeri, comune, regione, l'apparato, delle piccole, a mio avviso, dei piccoli aggiustamenti che però potrebbero portare a delle importanti evoluzioni sulla vita concreta dei cittadini. Allora, andiamo anche, vedo che la telefonata è caduta, allora vado a leggere un'altra mail, quella di Andrea, che dice spreco epocale di denari pubblici in Portovecchio, i 150 milioni, c'è un problema di audio forse? Allora, c'è un piccolo problema di, Andrea fa riferimento comunque al Portovecchio, l'operazione di trasferimento della regione. Cosa pensa di questa operazione? Ecco, questo è un tipico esempio, adesso mi si dirà che no. Questo è un tipico esempio da noi difficilmente compreso, cioè andare a trasferire gli uffici della regione in un'area come quella di Portovecchio, che oggi è un'area ben guardata, quindi come dire, sotto la lente di ingrandimento da parte non solo di enti imprenditori del nostro paese, ma a livello veramente europeo, secondo me non facciamo una gran bella figura. Quell'area poteva essere assolutamente utilizzata per altre tipologie di investimento. Su questo siamo stati molto chiari sin dall'inizio. Avevamo chiesto di essere su una partita importante come quello di Portovecchio, ma giusto per citarne un'altra che mi pare poco sia stata citata, ovvero quella dell'Ovovia, su una serie di partite abbiamo chiesto di poter dire anche che l'amministrazione, che la giunta comunale tenesse conto delle nostre proposte, ma come su altre partite davvero poco è stata fatto della nostra opinione. Allora, c'è la telefonata, sentiamola. Pronto, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno, sono in linea? Sì, buongiorno. Dottoressa Bucarella, buongiorno a lei e al suo ospite. Buongiorno a lei. Grazie, adesso avete toccato il problema del Porto Franco Nord detto Portovecchio. Certo. Basta tirar fuori il trattato di pace, basta tirar fuori la legge fatta dall'ex senatore russo, la 190 del 2014, ripresa nel 2017 con la 205, che già è una legge illegale perché cozza completamente contro il trattato di pace. In più fanno l'illegalità sull'illegalità. È una cosa, guardi, veramente come la sentenza di Cassazione. Sarebbe bello un attimo così tirarla fuori, tanto in rete non ci sono problemi di segretezza, è in rete, e un attimo così leggere cosa scrive quella sentenza. Allora, ieri o l'altro ieri il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, rispondendo a Salvini, ha detto: riconosciamo la supremazia della legge all'interno dell'intero ordinamento. Sarebbe bello tirar fuori la sentenza 8006 della Cassazione e leggere quella sentenza e vedere quante norme di legge contiene quella sentenza. Niente, sono tutte teorie. E i giudici dovrebbero muoversi unicamente nel solco della legge. Punto e a capo. Come la sentenza anche del TAR del 2013, mi sembra, la 400 e poi la 530. Quella volta il giudice, non mi ricordo come si chiama perché, ha scritto 100 pagine per non dire niente. Per dire che Trieste, il territorio libero, non è mai esistito. Allora il governo militare alleato è una cosa di San Nicolò, di Babbo Natale. 100 pagine per non dire niente. Sarebbe bello
nessuno mette in discussione. Andare a leggere insomma nel dettaglio, capito. Va bene Fulvio, grazie. Cosa dice al nostro telespettatore che... Io non so se San Nicolò o Babbo Natale si fossero occupati del territorio libero di Trieste. San Nicolò è nostro, quindi forse sì. Forse sì, più San Nicolò che Babbo Natale, anche se Babbo Natale si occupa a livello internazionale, ma quello che mi preme dire su questo tema è sicuramente che se c'è, ecco così, tanto arriverà fuori lo stesso e non saranno sicuramente le mie parole a porre un punto sulla questione, ma se a tutti gli effetti ci dovessero essere ad oggi, con il progetto che si sta portando avanti, mi si passa il termine, degli abusi, delle scorrettezze nei confronti del trattato di pace, io credo che i diversi enti sarebbero già intervenuti. Questo mi sento di dire, non avrei veramente da aggiungere altro. Un'altra telefonata subito, buongiorno, c'è qualcuno in linea con noi? Pronto, buongiorno. Buongiorno a lei. Volevo intervenire un attimino con Prego. il consigliere Salvati. Volevo ricordarle un attimino la sua promessa per quanto riguarda quell'isola ecologica in via d'Angeli, perché fra poco comincia la bella stagione e, come sa, i bottini sono a 1,5 metri dalla cucina. Ecco, noi abbiamo, ripeto, da via Revoltella fino a Scalaponghi nessuna isola ecologica, mentre da Scalaponghi fino a via dell'Ermo ce ne sono ben 5. Di conseguenza basterebbe eliminare quella attaccata alla cucina e ne rimangono altre 4, sempre nel limite dei 300 metri come prevede il regolamento. Capito. Salvati, si dia da fare, dai, so che lei prima aveva la circoscrizione di San Giovanni Rossol, in modo da poter eliminare questo inconveniente, perché avere un'isola pedonale a 1,5 metri dalla cucina, con gli odori e con la stagione calda, e con tutte quelle bestie e bestioline che arrivano là, sia pantigane che cornacchie, bisogna cercare di fare qualche cosa. Va bene, grazie. Allora il Signore ha più volte denunciato insomma questa presenza così fastidiosa naturalmente per lui e per chi abita in quel condominio di quest'isola ecologica, se è possibile magari o spostarla o comunque riuscire in qualche modo a... Guardi, devo dire, a onor del vero, gli uffici che fanno poi riferimento a una chiara dirigente del Comune di Trieste relativamente al servizio di igiene urbana funzionano molto bene, almeno per quanto mi riguarda. Ogni volta che ho mandato delle mail chiedendo il lavaggio, quindi non lo spostamento ma un lavaggio, comunque una maggior frequenza di passaggio da parte appunto degli operatori per la raccolta dei rifiuti, mi hanno sempre risposto prontamente. Devo dire che su questo punto già 2 volte ho mandato una mail, oggi, così rispondo al gentile cittadino, manderò la terza nuovamente per richiedere la rimozione. Su questo punto in effetti non c'è stata alcuna risposta. Mi spiace per il cittadino che non rientra in quelle casistiche invece dove mi hanno prontamente risposto, proverò nuovamente ad insistere. Su questo lo ribadisco, poi come si sa il risultato non dipende soltanto dall'impegno e dalla buona volontà del singolo. Allora, un'altra richiesta sempre da parte dei nostri telespettatori via mail sulla sicurezza, si torna su quel tema. Buongiorno, sono Alessandro, se parliamo di sicurezza permettetemi, ma come viene affrontato fa veramente ridere, tenere poliziotti ed esercito all'uscita dagli ex confini, dice Alessandro, inutile e ridicolo. Poi vi faccio un esempio, venerdì nel primo pomeriggio in pieno giorno piazza Perugino era invasa da forze dell'ordine, camionette della polizia, 2 volanti, poi dopo qualche ora non c'erano più e secondo voi fanno sicurezza e siamo governati da incompetenti? Insomma è arrabbiato il signor Alessandro. Ma guardi, io credo che il signor Alessandro non fa altro che ricalcare quello che è il sentimento di gran parte dei cittadini del nostro comune, dove bisogna anche qua, il comune di Trieste
non è che non abbia responsabilità, perché le forze dell'ordine sappiamo, come dire, le linee provengono dall'altra figura, che è quella del questore per quanto riguarda la polizia, anche se poi è il capo, oggi al tavolo, diciamo, è il capo di quelle che sono le varie forze dell'ordine, ma un tema è da rilevare. Il tema di oggi presidiare i confini in quella maniera è una chiara scelta politica che viene dall'alto, ovvero da Roma. Se poi, come dire, Giorgia Meloni con il suo partito e i suoi generali vogliono far passare questa operazione a tutti gli effetti come un'operazione per diminuire o far sì che persone provenienti dall'est non entrino sul nostro territorio, stanno sbagliando alla grande, perché i flussi, come vediamo, non sono affatto in diminuzione. Dovrebbero essere altre, e lo dicono i cittadini, dovrebbero essere altre eventualmente le pratiche da portare avanti, e quello che mi sento di sottolineare è che il centrodestra ha fatto del tema della sicurezza sempre un loro cavallo di battaglia, e oggi stanno fallendo a 360 gradi su questo tema. Quindi un ragionamento a 360 gradi sul tema sicurezza, e come ho detto prima, sicurezza partecipata, coinvolgendo anche i cittadini, in un momento dove sappiamo che le forze dell'ordine sono in netta diminuzione e sono oggi, a loro è richiesto anche di compiere sempre maggiori atti burocratici. Ci spiegavano alcuni referenti delle sigle sindacali che proprio perché per una questione di privacy determinate banche dati non sono unificate, e quindi devono copiare o comunque reinserire per 2 o 3 volte le stesse identiche, lo stesso fascicolo, quindi c'è più lavoro e minor personale, che il centrodestra, che quindi a livello governativo si decidano a fare finalmente nuovamente dei concorsi. Allora, sentiamo la telefonata. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto, buongiorno, sono in linea? Sì, buongiorno. Buongiorno Bucarella, la gentile redazione di Tele4, sempre professionale, gentile ospite, e tutti quanti i telespettatori di Tele4. Buongiorno. Allora, io volevo dire al gentile ospite che Babbo Natale esiste, e anche San Nicolò, anche la Befana, e adesso le spiego perché. Perché quando si parlava di territorio libero, anzi mi meraviglio che il gentile ospite non sappia, perché essendo del PD legato agli ambienti europei non lo conosca, e anche lo trovo sinceramente un po' strano che un semplice spettatore di Tele4 deve dire certe cose che dovrebbe sapere lui il suo. Allora, l'ossatura giuridica del territorio libero è stata, diciamo, assorbita dall'Unione Europea, è messa dentro nelle normative che riguardano, diciamo, i punti franchi e le zone franche. Andando, diciamo, a spulciare, diciamo, queste leggi europee, si scopre che si può applicare una zona franca integrale su tutto il territorio di Trieste, semplicemente, e lo ripeto semplicemente in maniera che il gentile ospite sappia cosa scrivere alla letterina di Babbo Natale, basti che il sindaco scriva al capo del governo via gerarchica, cioè sindaco, prefetto, governo, e dopo il governo comunichi, ripeto lentamente in maniera che si capisca, comunichi all'Unione Europea che in base alle normative europee, non in base ai trattati di pace, alle normative europee, ha intenzione di applicare la zona franca integrale come previsto dalle normative europee. Questo si tradurrebbe a tutti quanti i benefici virgolettati del territorio libero, senza, diciamo, senza uscire dall'Italia per problemi dell'Italia. Come vede è una cosa molto facile da farsi, però manca la volontà politica. Considerato il valore della nostra politica locale, credo che Babbo Natale porterebbe alla politica locale solo carbone proprio per manifestare incapacità. Grazie, buongiorno. Grazie a lei, buona giornata. Insomma, questo è un altro però argomento. Sì, è un altro tema. Questo è un altro tema. È un altro tema. Non bisogna confondere i due piani, ma su questo mi ritrovo e noi l'abbiamo detto, noi abbiamo detto diverse volte che si possono utilizzare i punti franchi, soprattutto il nostro era per far sì che determinate imprese trovassero dei benefici per venire a investire, e abbiamo anche aggiunto che i punti franchi potrebbero essere
e bisognava fare determinate verifiche, potevano essere, anzi possono essere spostati al di fuori di quell'area là per essere messe poi in altre zone. Ma su questo mi trovo assolutamente d'accordo. Sul ragionamento generale, sull'applicazione appunto invece del trattato di pace, là parliamone. Quindi sì, gentile ospite, dico assolutamente sì. Va bene, allora ci fermiamo per un po' di pubblicità, a fra pochissimo. Allora, bentornati in diretta Sveglia Trieste, sono le 8:34, siamo sempre in compagnia di Luca Salvati del Partito Democratico, del consigliere comunale. Allora, ci sono tante mail, devo leggerne qualcuna così al volo, ce ne sono alcune sulla questione della sicurezza ancora. Patrizia dice: quello che sta accadendo a Trieste è solo frutto delle sconsiderate politiche di accoglienza, secondo Patrizia. Poi benvenuto Luca Salvati a Sveglia Trieste, per favore non chiamiamoli adolescenti, sono adulti a tutti gli effetti, le persone insomma che poi intervengono in queste risse o comunque in questi problemi di ordine pubblico, come abbiamo visto. C'è anche la mail di una mamma che dice: sono uscite le graduatorie del ricrestate e dei centri estivi e come ogni anno sono dolori e ci tocca rivolgerci ai privati. Dice, è un problema in cui si trovano tante famiglie, no? in questo periodo. Vediamo se riusciamo. Io aggiungo anche una cara amica che mi scrive e che mi guarda, vuol dire che non ha veramente nulla di meglio da... no, sto scherzando ovviamente da fare, che però mi dice: guarda che comincia ad esserci un grosso problema in Piazza Verdi. In Piazza Verdi. Risse, arresti. Allora, sul tema sicurezza, così non, anche rispondendo, che ci sia probabilmente una responsabilità, anche perché non è che la storia si cancella, da parte del governo. Ci tengo a ricordare che nel governo precedente non c'era solo il Partito Democratico, no, perché poi noi abbiamo, come italiano, scusate, ma come italiani, quindi mi ci metto di mezzo anche io, non, lungi da me avere un atteggiamento da salire in cattedra, no, e dire voi, no. Come me abbiamo un po' quella di non ricordarci determinate dinamiche, determinate situazioni, ma nel governo precedente non c'era solo il Partito Democratico, c'era il Partito Democratico, i 5 Stelle, c'era la Lega e c'era Forza Italia. L'unica forza politica che non faceva parte di quel governo era Fratelli d'Italia, che oggi, e così arriviamo, che oggi governa in maniera direi trasversale, non su tutti i comuni, ma a partire, vediamo il nostro, e quindi torniamo un attimo al nostro territorio, a partire da Roma, per arrivare sulla regione, dove vorrei ricordare che la regione ha delle grosse competenze per quanto riguarda la sicurezza, per poi arrivare al comune di Trieste. E ci tengo ad aggiungere che la regione ormai governa, il governo Fedriga è in testa da ormai 6 anni, anzi li ha fatti all'inizio di, oggi il microfono non collabora, no. Non collabora, li ha fatti a inizio di aprile, perché era l'anno scorso ad aprile che abbiamo avuto il rinnovo del governo regionale, e mi pare che il sindaco di Piazza, eccetto 5 anni, stia oggi continuando a governare dal 2001. Quindi dare tutta la responsabilità a un governo di centrosinistra che da solo non ha assolutamente governato mi sembra un po' irrealistico. Oggi dovrebbe essere, io mi aspetto e lo ribadisco, che Fratelli d'Italia, che tanto si proclama vicino al tema della sicurezza, anche se qualcuno mi dice che le ultime, scusate la digressione, ma chi è nelle forze dell'ordine mi dice che le ultime vere riforme importanti a favore dei militari, utilizzo questo termine in termine generico, non senza così andiamo più veloci, le abbia fatte l'allora Bertinotti, proprio a tutela di quei lavoratori che facevano continuamente delle notti senza avere dei riposi. E quindi
L'altro magari ci torniamo dopo sui centri estivi. Fra pochissimo, perché vedo pronto il nostro Gianluca Paladin con l'assessore Michele Babuder da Barcola. Perché oggi dovrebbe partire l'ultima fase forse della risistemazione, insomma, di quel tratto, no, del lungomare. Allora buongiorno Gianluca, a te la linea, e buongiorno anche all'assessore. Grazie Laura, buongiorno a te, ai telespettatori, e buongiorno ovviamente all'assessore Michele Babuder. Buongiorno Gianluca, buongiorno a tutti i telespettatori che ci seguono e a chi c'è in studio. L'ultima fase di ripavimentazione di Barcola, siamo qui della Pineta, adesso si vedrà anche un po' la zona, è un bel colpo d'occhio, assessore, perché effettivamente ci ricordiamo che era frastagliata di crateri questa strada. Io mi ricordo anche gli sforzi fatti per delimitare le aree, poi abbiamo visto anche episodi di tante persone che passeggiavano in un'area veramente era disastrata. Adesso è già molto diverso, si procede speditamente, il più velocemente possibile, credo, perché l'estate è alle porte. Ma dice giusto, il più velocemente possibile, soprattutto fin dal primo giorno, perché ricordate che era novembre, i primi giorni di novembre, in cui proprio dove siamo noi oggi c'erano dei crateri con l'acqua sotto, e così dal primo punto sul quale si è intervenuti a novembre sarà l'ultimo di una fase di completamento del lungomare del Benedetto Croce. In questi mesi non si è perso tempo, sono state messe prima in sicurezza con fondi dell'amministrazione comunale già da novembre i masegni e i muri di contenimento di questa passeggiata. In alcuni tratti sono ovviamente stati ripristinati anche i cubetti in porfido perché erano i più vicini al mare, e con questa ultima fase, oltre a quello che era stato tutto il rifacimento del piano di calpestio in calcestruzzo, si provvederà con la rimessa in pristino dei cubetti in porfido superficiali, e abbiamo deciso di farlo adesso, posto che fino all'altra settimana qua c'era una movimentazione di camion che ha portato la terra nella pineta, e ovviamente si sarebbe potuti andare a rovinare il piano di calpestio. Da oggi, peraltro, una ditta anche locale del territorio della nostra ex provincia provvederà a fare le opere di completamento, e come sapete domani, grazie anche al contributo e all'intervento della Fondazione Cassa di Risparmio, ci sarà l'inaugurazione di tutte le aree gioco e di alcune piccole aree verdi che avete potuto seguire o che, se volete, seguiremo adesso. Molto, molto utilizzate le aree gioco, ne parleremo anche domani infatti. Allora io camminerei un po' verso di qua, perché voglio farvi vedere la differenza che passa tra questa zona completamente spianata e la pavimentazione vera e propria. Vedete anche dalle chiazze come cambiano il colore, si capisce anche i luoghi, i siti dell'intervento. Assessore, fa veramente impressione, qui è uno scalino bello alto di differenza, insomma il lavoro che è stato fatto anche tenendo conto delle tempistiche, non era facile, immagino. Ma io sono abituato anche alle polemiche quando non hanno ragione d'essere, perché siamo tutti esperti a giudicare. È facile per chi viene qua, fa una passeggiatina un giorno e dire finalmente ve se mossi. Io credo che rispetto a circa 6,5 milioni di danni che il nostro territorio ha subito e che sono stati anche in qualche maniera sostenuti nei ripristini dalla gran parte della regione Friuli Venezia Giulia, non ci sia di che lamentarsi. Certo, abbiamo avuto un periodo invernale, la mareggiata durante un periodo invernale, in previsione ovviamente di non aver fatto lavori che poi non abbiano consistenza tra settembre e ottobre, quindi tra la fine della stagione o presumibilmente la fine della stagione balneare, che magari noi auspichiamo sia anche più lunga, ma tra settembre e ottobre provvederemo anche proprio in questi punti che sono stati più danneggiati a rinforzare le opere di scogliera, ovviamente a mare, per le quali gli uffici del comune stanno già lavorando. Quindi quando ci si potrà distendere coprendo completamente la passeggiata? Io immagino che i lavori di pavimentazione comprenderanno ancora le prossime settimane, giusto? Sì, ma anche i prossimi mesi, perché mi sono preso la responsabilità di dire che cominceranno ovviamente da questo tratto, quindi pian pianino, man mano che va a finire questo tratto, si procederà verso la fontana. In alcuni spezzoni ovviamente i triestini hanno già potuto usufruire e utilizzare le aree del lungomare, lo faranno anche durante l'estate e saranno delimitate unicamente le aree
sulle quali si provvederà all'opera di ripascimento, insomma di riposizionamento dei cubetti in porfido. Ho preferito, e me ne assumo tutte le responsabilità, far lavorare, l'ho sempre detto, fin dai primi giorni, magari anche nei mesi estivi, e ringrazio le ditte e gli operai che lo faranno, una soluzione definitiva piuttosto che soluzioni temporanee o che potevano apparire tali con il semplice riposizionamento, diciamo il livellamento di queste aree che sono rimaste con il cemento, perché credo che facendo un lavoro ben definito fin dall'inizio eviteremo ulteriori polemiche per i prossimi mesi e soprattutto daremo sicuramente, almeno per il momento, un decoro che i triestini si aspettano in quest'area. Va bene, allora io vi lascio la linea per commentare, mi pare di aver, credo ci sia Luca Salvati del PD ad ascoltarci. Proprio così, in questo momento. Lo saluto affettuosamente. Mi confermano e Michele Babuder, l'assessore, saluta Salvati. Io mi fermo, cerco di capire se riesco con l'assessore a carpire altre informazioni, magari ci ricolleghiamo fra poco da Barcola per mostrarvi appunto anche questa giornata che diciamo insomma i lavori ripartono per la ripavimentazione, un lotto di lavori molto, molto importante. Sappiamo quanto i triestini ci tengano a Barcola e vadano subito in acqua appena possono. Fermiamoci un attimo e magari ti chiederemo la linea più tardi. Perfetto, grazie Gianluca, grazie anche all'assessore. Immagino insomma ricambi i saluti Luca Salvati. Ha visto insomma a che punto siamo, no, a Barcola? Beh, le ricambio anche io affettuosamente, utilizzato anche perché ci conosciamo da un po' di tempo e credo poi eventualmente smentirà lui, che ci sia una stima nel riconoscere reciprocamente, anche se stando da due parti diverse come dire politiche, però nel riconoscere quella che è la bontà delle azioni che ciascuno di noi porta avanti e la convinzione e il credo e la passione che anima quello che cerchiamo di fare il più possibile per i cittadini. Su questa vicenda di Barcola, allora, intanto ad oggi, e ci tengo a sottolineare che almeno io, ma credo anche il Partito Democratico, siamo abbastanza convinti che l'assessore Babuder si stia impegnando con il massimo, anche perché è uno dei pochi assessori che si è messi, mi scusi però qua una sottolineatura devo fare, è uno dei pochi assessori che ha preso l'aspettativa, dedicando quindi tutte le ore della sua giornata per portare avanti l'incarico che il sindaco di Piazza gli ha voluto conferire. Altri assessori invece non l'hanno fatto e, mi scusi, ma si vedono poi i frutti. Ciò detto, noi nonostante questo pensiamo che ad oggi, intanto, non essendoci un progetto per quanto riguarda le barriere a mare, perché è tutto bello ricostruire, abbiamo avuto anche la vicenda della Triestina, strano che oggi non sia ancora venuto fuori, è Forza Unione che domani sera andiamo contro il Benevento. Lo leggevamo prima nella rassegna, sì. Ecco, quindi si va a giocare col Benevento, ma il tema della Triestina ha portato, infatti oggi ci sono delle preoccupazioni, speriamo di no, ma delle legittime preoccupazioni che dopo i concerti, e su questo non mi trovo con quanto affermato dall'assessore Giorgi che bisogna spostare in Piazza Unità, perché non riesco a capire come mai in altre città, il San Siro, si utilizzino gli stadi sia per le partite di calcio che hanno ovviamente un'altra capienza rispetto a Piazza Unità, che anche per i concerti, però non vorremmo che a Barcola, come già abbiamo visto al Stadio Rocco, ci sia una non ottimizzazione delle risorse, perché va benissimo i fondi che la Regione ha messo a disposizione e che si cerchi di correre per quanto possibile per far sì che la vedo dura, francamente, che la pineta riesca ad essere utilizzata eventualmente solo una parte da quest'estate dai bagnanti, ma non vorremmo che poi alla prima, speriamo di no, ma alla prima nuovamente il fenomeno di mareggiate ci ritroviamo punto e a capo. Quindi cercare di questo che noi denunciamo dall'inizio del mandato, ovvero la mancanza di una programmazione seria, l'abbiamo visto sugli impianti sportivi, l'abbiamo visto sulle grandi opere, l'altro giorno che eravamo in commissione a parlare
a parlare del tram che molti bambini che oggi hanno 7-8 anni non hanno mai visto, non hanno mai visto percorrere nella nostra città. Non vorremmo che un domani ci trovassimo nuovamente di fronte a delle risorse di tutti noi non spesi nella maniera più opportuna, perché è mancata quella vision, quella visione e quella programmazione che sta anche nella prevenzione delle cose. A proposito di bambini di 7-8 anni, ma anche più piccoli o più grandi, il tema dei ricrestate, ci diceva prima questa mamma preoccupata, no? Beh, allora, ricrestate e centri estivi. Questa non so, però adesso ho richiesto, quindi a breve suppongo che verrà convocata, ho richiesto la convocazione di una commissione, quasi ogni anno la chiediamo come Partito Democratico, sul tema dei centri estivi e dei ricrestate. Perché la nostra convinzione, che nulla ha a che fare, ci tengo a sottolineare sin dall'origine, ha a che fare invece con l'esternalizzazione, perché di questo si tratta, che si sta iniziando a fare a partire dall'asilo nido di Roiano, ma vediamo che il trend poi vuole essere questo, nulla a che fare con invece con il convenzionato privato, un'ottima prassi che è stata messa allora, anche se c'erano appunto i fondi Covid dati dal governo nazionale, un'ottima prassi che durante quel periodo si era portata avanti, quindi attuando delle convenzioni con soggetti privati, soprattutto ma non solo, associazioni sportive. Noi crediamo che oggi, di fronte all'aumento di domande che ogni anno si stanno riscontrando, quest'anno rispetto all'anno scorso, dottoressa Bucarella, abbiamo avuto 1500 domande in più. Benissimo, perché vuol dire che le famiglie riconoscono la qualità, infatti siamo un fiore all'occhiello sul servizio educativo a livello nazionale, ma la risposta a queste domande, ovvero l'offerta da parte del comune, non può rimanere sempre la stessa con le stesse identiche strutture. E dall'inizio del mandato, ormai sono più di 2 anni che diciamo riprendiamo quella buona prassi di fare le convenzioni con il privato, e concludo, di fronte, anche quest'anno andiamo a registrare un avanzo libero, quindi che può essere utilizzato, di 8.300.000 euro, che sono stati messi in più sul bilancio, le do il dato, sono stati messi in più sul bilancio sui centri estivi e ricrestate solo 65.000 euro su 8.300.000 euro. Per noi questa cosa grida assolutamente vendetta. Su questo insomma avete puntato il focus. Allora c'è una telefonata, pronto? Buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, ho quasi un anno in più a furia di aspettare. Comunque, mi dispiace signora, col collegamento. Ho ascoltato, va bene. Sono Silvia, buongiorno. Silvia, buongiorno a lei. Niente, mi è piaciuta quella precisazione di Salvati sul fatto che Bertinotti aveva fatto era stato l'unico sensibile, diciamo, ai problemi dei lavoratori delle forze dell'ordine, perché in fondo sono dei lavoratori e neanche ricchi, poveretti, prendono 4 soldi per il lavoro che fanno. Diciamolo, è vero. Sì, io non voto, non sono di destra, non sono comunista, ma neanche di destra, proprio non ce la faccio, è contro il mio DNA. Però onestamente io riconosco nelle forze dell'ordine, ne avendo avuta anche il marito che era un ex delle forze dell'ordine, sono dei lavoratori come tutti gli altri e hanno diritti e doveri chiaramente. Chiusa parentesi. Volevo dire che la politica che adesso si avvale a gran voce dei 3 gradi di giudizio fa tesoro di tutti quei diritti civili, garantisti, eccetera, che da una parte dà loro fastidio, perché quando si tratta del poveretto è giusto essere forcaioli. Invece quando si tratta di un ministro, di gente molto in alto, coletti bianchi, diventano garantisti al massimo e vogliono i 3 gradi di giudizio. I 3 gradi di giudizio sono stati istituiti proprio da quelle forze che loro osteggiano, che sono all'opposizione, non noi 5 Stelle perché sono recenti, ma gli altri sì. Quindi anche qui un'incongruenza pazzesca, si avvalgono del divorzio, di tutto quello che sono stati i diritti civili che hanno favorito la vita civile, dico io, perché questo favoriscono la vita civile. E adesso si scagliano, perché quello è proprio una violenza che stanno facendo, sui consultori, che un punto che loro dovrebbero
farli crescere di più, aumentarli, proprio per fare in modo che le donne in difficoltà abbiano un punto di riferimento. Invece no, li monopolizzano con questi gruppi di aiuto alla vita, che quelli non sono aiuto alla vita, quelli sono terroristi dal mio punto di vista, perché io vorrei sapere se una donna è obbligata in quel momento ad ascoltare il battito di un embrione, perché è un embrione, 2 mesi è un embrione, quindi voglio capire se loro obbligano addirittura la donna a sentirlo, perché se è così sarebbe veramente da riempire le piazze di tutta Italia di donne ma anche di uomini, chiaramente. Cioè, è una vergogna questa qua. Hanno chiuso i consultori. Io mi ricordo che facevo mi piaceva molto andare col mio bambino, con i miei bambini al consultorio per le vaccinazioni, per questo, per quello. Per me, cioè, è una cosa assurda. Ma che aiuto alla vita è questo? Questo è terrorismo. Terrorismo è un tentativo di sovvertire uno Stato civile, dal mio punto di vista. Capito. Ecco, io sono veramente è molto indignata. arrabbiata, Silvia. No, e sono anche preoccupata più che arrabbiata. Sono molto preoccupata per l'andazzo che sta prendendo questo governo, veramente. E spero di sbagliare, non posso dire altro. Capito. Grazie, Silvia. buongiorno. Grazie. Buona giornata a lei, Silvia. Hanno sempre fatto un grande lavoro i consultori e comunque tutte le strutture legate ai distretti. Io credo che il dato sia lampante sotto gli occhi di tutti, perché il pronto soccorso, chi ha avuto modo di utilizzarlo, vediamo una panoramica possibilmente il più largo possibile, poi ci focalizziamo, chi ha avuto modo di utilizzarlo ultimamente, usufruirlo, è ancora una buona qualità, anche se i tempi di attesa stanno iniziando ad allungarsi, perché abbiamo sempre meno personale. E anche su questo io invito, dopo è vero che determinati concorsi vanno vacanti, ma io invito anche in questo il governo nazionale su un tema che forse non rientra nelle loro corde, ma dovrebbe rientrare in quanto uno Stato democratico dovrebbe riconoscere, utilizzo il condizionale, ma deve riconoscere la sanità pubblica come un valore universale, ok? A fare dei concorsi il più possibile che tengano conto delle necessità dei territori, perché ovviamente voglio vedere se l'unica modalità per poter lavorare, magari una persona che viene dal meridione, stringe i denti, viene qua, ma dopo un po' è normale che voglia tornare, magari non tutti, ma sta nelle sue corde, che voglia tornare a casa. E allora forse bisognerebbe utilizzare dei criteri il più possibile che tengano conto del lavoro e delle richieste dei cittadini. Andiamo ai consultori. Beh, anche qua il convenzionato privato, no? Cioè, o iniziamo ad avviare, e la sanità regionale, in questo caso del Friuli Venezia Giulia, basterebbe che copiasse determinate buone prassi che ci sono in altre regioni, perché il convenzionato privato, che è tutt'altro rispetto al privatizzare il servizio sanitario, sarebbe un'ottima cosa. Ovvio che anche qua bisogna mettere le risorse, ma è una scelta politica, e il governo nazionale, in questo caso anche regionale, della Giunta Federica, invece va a tagliare le risorse sul tema della sanità. Questo è il punto. Mi si può dire che non vengono, anche quest'altra declinazione, che non vengano utilizzate nella miglior misura possibile dal sistema e comunque sempre dalle strutture, è comunque sempre un problema regionale l'organizzazione delle strutture, ma non vai a tagliare le risorse. Allora pensi, bene, il privato le potrebbe utilizzare meglio, e chi di noi non è mai andato in strutture private convenzionate, le do allora al privato e cerco di far collaborare il privato e il pubblico, in modo che magari il pubblico possa copiare determinate buone prassi del privato. Buone prassi da parte del privato. Allora, prima di passare alla telefonata e poi salutare il nostro ospite, perché siamo giunti alla fine di questa prima ora, insomma, della presenza appunto dell'ospite, volevo dare una notizia dell'ultima ora. Maxi Rissa, tra 15 persone in centro a Trieste, ha accoltellato un 17enne. L'episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri tra via Trento e via Geppa. Il giovane non rischia la vita, fortunatamente, quindi un'altra rissa
rissa in strada tra 15 giovani stranieri domenica 13 maggio, ieri nel tardo pomeriggio, e tutto si inserisce nel discorso che stavamo facendo prima, no, Luca Salvati, quindi un ennesimo tassello insomma in questa quotidiana un ennesimo tassello cronaca. che, torna a dire, oggi le amministrazioni comunali e regionali non stanno assolutamente gestendo. Allora, vediamo se facciamo in tempo a sentire la telefonata al volo, poi lasciamo andare il nostro ospite. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno a lei, suo ospite, sono Gino. Gino, buongiorno. Faccio la telefonata precedente. Ho letto sui social un articolo firmato dal dottor Zalucar in cui si informa le persone che la SUGI ha distribuito 30.000 euro di premio di obiettivo raggiunto ai suoi dirigenti. È una cosa indegna e nessuno ne parla. Io proporrei di far venire il dottor Zalucar a Sveglia Trieste a illustrare questa situazione. Abbiamo l'ospedale con 3-4 piani vuoti, abbiamo il pronto soccorso, come si sa, e tutto quello che ha detto la signora precedentemente, e si distribuisce 30.000 euro a testa ai dirigenti della SUGI. È una vergogna, è una vergogna. Capito. Grazie, Gino. buongiorno. Grazie Gino, magari coglieremo il suggerimento, lo intervistiamo spesso, insomma, il dottor Zalucar anche come componente del comitato, no? Proprio per la sanità. Una persona che ha sempre detto pubblica. le cose come stanno. Stando quindi, anche appunto, a cui viene riconosciuto, stando appunto perché era candidato e poi consigliere regionale nel centrodestra, ma questo non l'ha fermato nel dire le cose che stanno, proprio in virtù ovviamente della sua esperienza, perché appunto era direttore del pronto soccorso, ma soprattutto perché si è reso conto e si rende conto della direzione dove si sta andando. E se posso aggiungere un'ulteriore cosa, anche se piccola ma simbolica. Il mio medico di base alcuni mesi fa mi ha detto che SUGI ha deciso di sospendere, che poi sarebbe di tagliare perché non è stata ripristinata con altra modalità fino ad oggi, le mail dei medici di base. Io credo che diversi utilizzavano quel canale per comunicare col medico e non solo la segreteria telefonica. I medici di base oggi sappiamo che sono chiamati a fare un lavorone, anche loro essendo sempre ottimo, meno. diciamo, no? per ad esempio il rinnovo delle ricette banalmente. Esatto, no? cosa veramente incredibile. Allora, grazie a Luca Salvati per essere Grazie stato con noi quest'oggi, buona giornata, buon lavoro e buon proseguimento, torni presto a trovarci qui. Non mancherò e una Trieste. buona giornata anche a tutti i telespettatori. Grazie, noi ci fermiamo per un po' di pubblicità. Fra poco parleremo con il candidato a sindaco di San Dorligo della Valle, Roberto Massi. A fra poco. Bentornati in diretta 9.06 in questo lunedì 13 maggio. Diamo subito il buongiorno a Roberto Massi, candidato sindaco per il centrodestra per San Dorligo della Valle. Buongiorno e ben arrivato. Buongiorno a lei, buongiorno ai telespettatori. Grazie di essere qui. Allora faremo un'introduzione, no, del candidato, adesso sentiremo un po' tutti i vari candidati, abbiamo già cominciato anche per, lo ricordo, i 3 comuni che sono interessati da questa tornata elettorale qui nella provincia, l'ex provincia di Trieste. San Dorligo è il più grande, no? Quindi siete anche in 4 a contendervi il ruolo di sindaco che sarà lasciato vacante dal sindaco uscente Sandy Clun, che ha deciso di non ricandidarsi, no? Quindi questo è il panorama. Era un sindaco di centrosinistra. La caratteristica un po' di queste elezioni a San Dorligo è il fatto che il centrodestra, ma non solo a San Dorligo, anche sia a Monrupino che a Sgonico, se non mi ricordo male, si presenta compatto, si presenta unito, non dappertutto è così per l'altro schieramento, infatti ci sono più candidati e poi a San Dorligo c'è anche il candidato del territorio libero di Trieste, no? Quindi andremo a sentire un po' tutti. Allora, questo è il quadro, l'ho detto bene, come siete arrivati così a un accordo sul suo nome per
che unisce insomma tutte e quattro le forze principali, i partiti, no, della coalizione centrodestra a livello nazionale. Certo, effettivamente questa è un po' la novità di questa tornata elettorale, nella quale siamo riusciti ad aggregare i 4 partiti nazionali che fanno riferimento al centrodestra. Pertanto all'interno del simbolo i cittadini, quando andranno a votare l'8 e 9 giugno, troveranno il simbolo con all'interno il simbolo di Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia e Noi Moderati. Questa è un po' la novità, perché è la prima volta dopo tantissimi anni che si riesce a presentarsi in maniera unitaria e effettivamente essere il riferimento del centrodestra per quanto riguarda il comune di San Dorligo della Valle. L'ulteriore novità è quella che avremo in appoggio anche altre 2 liste civiche a supporto della mia candidatura. Quindi anche le 2 liste civiche a supporto, benissimo. Di cui una è la lista civica Gombaz, che è già radicata da tantissimi anni nel territorio, e l'altra una lista civica nuova denominata lista Alessandro Compare. Ah, benissimo, quindi c'è davvero una coalizione piuttosto nutrita, insomma, a sostenere il candidato Roberto Massi. Allora, sentiamo subito la telefonata. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, sono Walter, volevo presentare lei e tutti i telespettatori il suo ospite. Buongiorno. Io volevo solo una conferma, perché ho sentito l'assessore Babuder, consigliere, se non mi ricordo, e assessore. Per quanto riguarda la nostra Barcola. Io vorrei capire se è vero, perché non ho capito bene, i lavori verranno fatti durante l'estate, quindi con tutta la gente che va al mare, cioè questi operai lavoreranno con una marea di gente che starà attorno, quindi magari che li potrà rallentare o meno. Questo poi comporterà il fatto che gli operai arriveranno con dei camion, con delle macchine, quindi porteranno via comunque dei parcheggi in una Barcola che comunque è sempre molto disagiata durante l'estate, perché tutti vengono in macchina per vari motivi, ecco. Certo. Quindi vorrei in qualche misura capire se questo è vero e se non era forse possibile portare i lavori magari dopo la metà di settembre, in modo tale che per via delle scuole e altre cose magari i lavori potevano procedere più celermente, anche dando meno fastidio a chi poi cerca di fruire poche ore per riuscire ad andare un po'. Allora, da quello che abbiamo potuto capire, anche da quello che ci ha detto prima l'assessore, intanto grazie Walter, perché è una curiosità, immagino che abbiano tanti triestini, no? E non solo, riguardo il lungomare di Barcola, amatissimo. Credo che questi lavori di cui stava parlando l'assessore Babuder prima, nel nostro collegamento con Gianluca Paladin, saranno ultimati in tempo, no? Per l'avvio, diciamo, della stagione balneare. Infatti è la fase finale, quella del riposizionamento dei cubetti di porfido. Abbiamo visto altri lavori con i camion di cui parlava appunto il telespettatore in precedenza, la parte appunto della pineta. Naturalmente le mareggiate hanno creato grandissimi danni e quindi inevitabilmente ci saranno anche in altre zone, penso ad esempio alla zona di alcuni topolini, lavori anche durante tutta l'estate. Purtroppo questo è già stato annunciato. Ci sarà dello spazio sicuramente purtroppo ridotto, perché è inevitabile, però sarà pronto per l'estate, e altri spazi che invece hanno avuto danni più strutturali e quindi andranno sistemati più celermente possibile, però ci saranno i lavori anche d'estate. Insomma, credo di poter rispondere così da quello che ci avevano comunicato a suo tempo gli assessori sia Babuder che Lodi, impegnati in questa operazione. Allora, credo insomma di non sbagliare, no? se dico così. I miracoli non li fa nessuno. I miracoli non li fa ancora nessuno. Allora, ci sono anche delle mail, poi ci addentriamo proprio nelle problematiche di San Dorligo della Valle, di questo comune che è il più grande, no? Dei 3 che vanno al rinnovo in questa tornata elettorale in provincia di Trieste. Sì, è un comune vasto, perché la sua superficie sono 25 km²,
perciò un'area molto ampia e molto vasta, con circa 6.000 abitanti, e questo è uno dei, tra virgolette, problemi, che ci sono 25 frazioni. E riuscire ad accontentare e a gestire 25 frazioni non è una cosa semplice. Quindi è una realtà variegata, insomma. Certo, che ogni frazione ha delle problematiche totalmente diverse una dall'altra. È vero, però ci sono dei motivi magari che accomunano un po' tutto il comune, no? E poi ne parliamo. Bisogna dare pari dignità a tutte le frazioni, non solamente a qualcuna in particolare. È chiaro. Allora, buongiorno gentile dottoressa Laura, mi scrive Graziella, la moglie di Claudio Visintin, che salutiamo. Allora, lei ha letto i nostri saluti a Zeno D'Agostino e oggi c'è una segnalazione sul piccolo, mi permetto di porre l'attenzione del consigliere Salvati, in realtà, perché è una mail ancora precedente, però insomma lo diciamo anche a tutti i nostri telespettatori, la continuità in porto dopo Zeno e chi è la persona, a mio giudizio, al di là dei colori politici, e il suo braccio destro che ben conosce la situazione del porto di Trieste e soprattutto può portare a termine il lavoro di Zeno, il dottor Vittorio Torbianelli. Questa è l'opinione, insomma, della nostra telespettatrice, anche di suo marito, laureato in economia e commercio, con un dottorato di ricerca in economia e infrastrutture, ha svolto dal 2000 al 2017 attività accademica come professore presso l'Università degli Studi di Trieste, insomma un curriculum di tutto rispetto. Grazie per la risposta e buon lavoro. Anche lei, insomma, dovrà occuparsi, no? Immagino, di queste questioni del porto. Certamente, perché il nostro territorio effettivamente l'industria ha avuto uno sviluppo enorme e noi dobbiamo porre particolare attenzione alle aree industrializzate, perché effettivamente nel corso degli anni il nostro territorio è stato violentato in maniera veramente enorme, a partire dall'insediamento dei depositi costieri della SIOT, all'insediamento dell'ex Varsila e adesso nell'area contigua per quanto riguarda Interporto e Friest. Pertanto l'attenzione riguarda molto anche il futuro del porto, la zona di San Lorenzo. Il sviluppo sarà in prospettiva molto grande. Allora, torniamo a Barcola, proprio siamo sul pezzo, no? Il signore ha telefonato prima e ci chiedeva: ma ci saranno ancora lavori durante l'estate con movimentazione di camion, assenza di parcheggi? Insomma, c'è questa preoccupazione che serpeggia tra i tanti bagnanti triestini in vista della stagione balneare. Allora ci ricolleghiamo con Gianluca Paladin e proprio con l'assessore Michele Babudera. Te la linea nuovamente, Gianluca. Sì, esatto, per chiedere a Michele Babudera esattamente queste cose. Prima però partiamo anche un po' dal luogo. Noi siamo su uno dei 5 ultimi nuovi attraversamenti pedonali ultimati appunto in questo periodo. Questo non c'era prima. Questo non c'era, sono 4 quelli che abbiamo messo in sicurezza. Questo è stato realizzato ex novo all'interno di questi 4. Il quinto verrà fatto in via San Pasquale, in prossimità della scuola. In viale Miramare invece abbiamo provveduto a realizzare questo in prossimità, diciamo, della fine dei topolini del secondo porticciolo, rendendone uno in nuovo in più per chi si reca ai topolini e ai bagnanti sulla riviera. E invece abbiamo provveduto a mettere in sicurezza, quindi con le isole spartitraffico e il percorso pedonale sfalsato, quelli di viale Miramare in corrispondenza dell'ex deposito della polizia locale, del comune, quello in corrispondenza del sottopasso ferroviario e quello successivo che è sempre su quest'asse in corrispondenza di una nota gelateria. Ecco. Allora, tra l'altro guido Indri in versione autovelox, nel senso che qui la gente va pianissimo, ragazzi, appena vede la telecamera si fermano, vanno piano a 30 all'ora, qualcuno sgarra ma pochi, no, battute a parte, la sicurezza prima di tutto, bisogna andare piano, soprattutto in prossimità di attraversamenti pedonali, appunto, regole
assolutamente che tutti devono conoscere. Assessore, però c'è un problema. Prima chiedevano, anche da una telefonata o da una mail mi pare, la questione di Barcola di quest'estate, no? Il pericolo di avere operai che lavorano e quindi parcheggi che mancano, possibilità che la gente non trovi posto. Io aggiungo anche, Assessore, se vuole rispondere un po' alla polemica che c'è anche al bivio per via del passaggio dei pullman e autobus eccetera, anche in chiave turistica. Giusto queste le segnalazioni che riportavamo. Ma partendo da Miramare, in alcuni casi è proprio polemica, in altri casi sono legittime preoccupazioni, perché evidentemente con il parcheggio per i pullman del castello di Miramare, di cui si occupa il castello di Miramare, che non può essere usufruito dagli stessi mezzi perché è stato danneggiato non solo la strada ma anche il parcheggio in maniera molto ingente, è evidente che c'è una ripercussione su tutti i flussi della viabilità lungo il viale Miramare e anche fino alla città. Noi abbiamo istituito come comune uno spazio di circa 4-5 posti bus in prossimità del bivio. C'è la scomodità di fare qualche metro in più, ovviamente per le persone che hanno una certa difficoltà motoria non posso nascondere che possa incidere anche fare 300 metri in più. Ciò non toglie però che come comune ci siamo fatti parte attiva anche nei confronti della Regione di Trenitalia per offrire delle soluzioni alternative che non sono di stretta competenza del comune, ma in un'ottica ovviamente di condivisione. Proprio con Trenitalia dal periodo estivo ci sarà un maggiore numero di treni che si fermerà alla stazione di Miramare, quindi poter usufruire anche dell'ingresso da via Beirut. Ovviamente c'è un lavoro che va fatto di squadra, quindi a partire dal castello di Miramare, dalle guide che organizzano i tour, ovviamente da chi predispone e offre dei tour presso il castello, ci deve essere anche la ferma consapevolezza che è bene non utilizzare l'autobus per recarsi in quelle zone, quindi utilizzare tutti i mezzi alternativi, tra cui, ripeto, il treno che partirà sia dalla stazione da Trieste sia per quelli che sono già in provenienza ovviamente da Udine, dalla direttrice Udine e da quella di Venezia, ma soprattutto anche quelli che sono i servizi che verranno offerti da Trieste Trasporti durante il periodo estivo marittimi, e quindi io dico l'ottica e la collaborazione dovrebbe essere di tutti, perché non sta al comune risolvere i problemi di tutti, ma come ente e amministrazione locale abbiamo e stiamo cercando di dare il massimo. Proprio oggi alle 12 avremo un'ulteriore riunione e incontro con la Regione, con Trenitalia, spero che partecipi anche la direttrice del castello. Beh, bene, mi sembra chiaro quello che ha detto l'assessore, e invece per la questione più in generale delle parcheggi e la vivibilità di Barcola quest'estate con la concomitanza dei lavori operai ovviamente. Ma non ci saranno lavori che incidono mezzi se non in piccolissime porzioni sull'asse viario che leveranno posti, pertanto i mezzi operativi saranno in quelle ristrette aree che abbiamo visto prima, quindi fronte mare, magari ovviamente un posto auto, 2 posti auto potranno essere occupati dai mezzi diciamo di operativi, però non sono previsti delle grandi necessità da questo punto di vista. Ecco. Va bene, io ringrazio l'assessore Michele Babbuder per aver risposto a tutte le nostre domande, ovviamente buon proseguimento e buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata, un saluto a tutti i telespettatori. Un saluto a te Laure, ai telespettatori e il tuo ospite ovviamente, e ci risentiamo più tardi a voi. A più tardi, grazie a Gianluca Paladini e all'assessore Babbuder. Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, siamo in ritardissimo, a fra poco. Rieccoci in diretta, 9:25, abbiamo subito una telefonata, siamo con il candidato sindaco di San Dorligo della coalizione di centrodestra per San Dorligo della Valle, Roberto Massi. Sentiamo subito chi c'è al telefono, buongiorno. Buongiorno, mi sentite? Buongiorno. Buongiorno, Dobar dan, gospod candidato sindaco. Buongiorno. Senta, io volevo porle questa domanda diretta. Allora, con la nuova legge sull'inquinamento elettromagnetico, dovuta diciamo al famoso 5G, le imprese telefoniche possono, diciamo, oltre che aver innalzato
aver innalzato i valori di inquinamento, possono mettere le antenne dovunque. Però c'è anche da dire una cosa, che l'unica arma, seppur diciamo limitata, però ancora efficace, è quella l'opposizione da parte del sindaco come vincolo paesaggistico. Cioè non si possono mettere antenne se creano dei problemi di vincolo paesaggistico. Ora, qua a Trieste le antenne 5G sono state abbastanza, hanno lasciato fare quello, la giunta comunale ha lasciato fare quello che volevano, tanto quanto che, giusto per dire una, Borgo San Salvo è strapiena di antenne 5G. Nel caso che lei venga eletto, lei ha intenzione di qualche maniera di regolamentare diciamo, l'ubicazione di queste antenne 5G al fine di cercare di ridurre l'inquinamento elettromagnetico, oppure seguirà la linea di questa amministrazione comunale triestina che fanno quello che vogliono? Grazie, buongiorno. Chiarissima la sua domanda, insomma, evidentemente sì, da un abitante della zona di San d'Orligo, no? Certamente. Sicuramente una delle nostre priorità è la tutela della salute dei cittadini, pertanto sicuramente un occhio di riguardo in merito ai vari tipi di inquinamento, sia acustico, sia olfattivo, sia tutti i tipi di inquinamento saranno una nostra priorità. Il nostro comune attualmente non ha predisposto un piano riguardante il piano antenne per quanto riguarda la telefonia. Purtroppo la telefonia è oramai una cosa indispensabile a cui non possiamo farne a meno. Bisogna cercare di limitare e mitigare il più possibile sia l'impatto visivo e ambientale, sia riguardo l'inquinamento che può provocare danni alla salute dei cittadini. Allora, ci sono delle domande da parte dei nostri telespettatori, a parte la segnalazione di Anna che parlava delle strisce pedonali via San Pasquale, di cui stava parlando prima l'assessore Babuder, credo siano quelle nella zona chiesa e scuola, dice la strada è piena di buche, e ci manda anche una foto della zona in questione. Ecco qui, dice sono effettivamente da mettere a posto. Grazie Anna della segnalazione, la giriamo sicuramente all'assessore che invece Graziella ringrazia, dice desidero ringraziare personalmente l'assessore Babuder per il suo notevole impegno, soprattutto per i lavori nella nostra amata Barcola. Le sfide sono evidenti ma apprezziamo il suo valore e la sua dedizione e operatività a favore di tutta la città. Grazie per tutto ciò che fa per noi ci chiede anche di inoltrargli magari la mail, lo faremo senz'altro. Graziella. Allora, c'è anche una domanda da parte di Renata, in realtà una segnalazione, però la capiamo poco, dice i terreni intorno a San d'Orligo della Valle sono stati violentati anche per dar spazio agli olivi, dice, credo siano spuntati un po' troppo ovunque, non vedo questo grande problema, insomma, magari una presenza industriale forse più impattante, no? Di una piantagione di olivi, anzi. Sicuramente, anche perché nel nostro territorio abbiamo delle eccellenze proprio riguardo l'olivicoltura e la viticoltura, pertanto lo sviluppo per quanto riguarda le attività produttive in questo settore è molto importante per il nostro territorio, sicuramente. L'agricoltura è molto importante. Certamente, e sicuramente non va a creare impatto ambientale quanto un'industria sicuramente. Infatti, poi non so se Renata si riferiva a qualcosa che non comprendo. Ecco. Volevo collegarmi alla segnalazione precedente riguardante le strade. Le strade effettivamente anche nel nostro territorio sono un grosso problema per quanto riguarda le manutenzioni sia ordinarie che straordinarie. La nostra speranza è quella appunto che probabilmente in tempi molto brevi verranno riattivate le province, le quali si occuperanno di strade e scuole, che sono due cose molto importanti, perché le scuole anche nel nostro territorio di San d'Orligo della Valle vanno ottimizzate, perché ci sono delle cose che non vanno bene, vanno a scapito di qualcuno perché sono gestite in maniera non corretta.
Allora, c'è la nuova vignetta di Marco Englaro sulla questione di Barcola, è carina, la vediamo, sei i nuovi zoghi che ha messo a Barcola, sto qua mi pare che possa andare qua, insomma un puzzle con i cubetti di porfido, no? Per ripristinare la viabilità, insomma, e il lungomare, vabbè, è una vignetta spiritosa. Allora, ancora sui minori non accompagnati, ci scrive Enrico, dunque una domanda precisa: quanti minori non accompagnati sono in carico al comune di San Dorligo? Quello ci chiede Enrico, appunto è un problema che interessa anche tanti comuni, anche quelli più piccoli, non soltanto Trieste, sono in carico i comuni, no? Sì, certamente, attualmente sì. A me risulta nessuno, al momento in carico al nostro comune minori non accompagnati no. Questo è un problema enorme che già parecchi anni che si è presentato, perché noi effettivamente siamo l'ingresso della rotta balcanica, il nostro comune si trova in una posizione confinaria, pertanto gli accessi nel nostro paese per quanto riguarda la rotta balcanica attraversano il nostro comune. La regione e il governo sta facendo, sì, sta facendo tanto, si può cercare di far di più sicuramente. Questo per cercare di fermare queste ondate di clandestini che arrivano effettivamente in maniera molto importante, specialmente in questo periodo quando inizierà la bella stagione. I flussi probabilmente aumenteranno. Non va in carico il sindaco in se stesso, perché questo problema viene gestito dalla prefettura, pertanto a livello generale. Allora, ci dobbiamo fermare per una breve pausa pubblicitaria, ma prima sentiamo la telefonata. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto, buongiorno, sono Daniela. Daniela. Mi sentite? Sì, buongiorno sì. Daniela. Buongiorno, guardi, a me dispiace tanto essere ripetitiva, sa, però siccome non ho ricevuto risposte mi sembrava giusto parlare con il vostro ospite, visto che avete toccato l'argomento del 5G. Allora noi parlo in generale perché ci sono altre persone che come me hanno portato la lettera al sindaco e hanno portato anche gli studi sulla praticamente sugli effetti che può avere sulla salute. Ci sono persone più, si sa come tutti, elettrosensibili e persone meno. Siccome, come ha ribadito il suo ospite, e mi permetto di ripetere che il sindaco è responsabile della salute dei cittadini, io chiedo adesso un'opinione a lui. Noi abbiamo mandato queste lettere, poi ci siamo attivati a mandare anche delle mail ai componenti di Fratelli d'Italia chiedendo una risposta in base a questo, perché loro possono dire che non fa male, ma dove sono gli studi quando noi abbiamo gli studi esattamente contrari? Noi cittadini che dobbiamo votare, come tutti ci invitano a fare, dobbiamo avere anche delle risposte. Non è che possiamo essere utili solo quando c'è da dare il voto e poi quando noi poniamo dei problemi che secondo me sono gravi, nessuno ci risponde. Io ho mandato le mail, ho parlato con vari di loro, tutti mi hanno detto anche in trasmissione l'altro giorno: mi mandi una mail personale e le risponderò. Io non ho mai ricevuto risposte, neanche lette, da nessuno. Non mi sembra serio verso noi cittadini, anche perché noi chiediamo una tutela, non è che chiediamo chissà che. Intanto li hanno innalzati e non si sanno gli effetti che avranno. E poi faccio una domanda: ammettendo che, tra virgolette, a qualcuno faccia male, a chi ci rivolgiamo noi poi quando stiamo male? Capito, chi ci rimborserà? Chi ci pagherà tutto quello che potrà succedere? Vi ringrazio, mi scusi se sono ripetitiva, ma su questa cosa, guardi, io vorrei una risposta. Grazie. Va bene, grazie Daniela, buona giornata. Grazie per la telefonata. Effettivamente, come la signora Daniela ha detto, il sindaco è responsabile della salute dei cittadini, verissimo questo. Però le posso garantire che di queste mail, di queste lettere che voi avete inviato al sindaco, a noi opposizione
non c'è stato minimamente comunicato. Differito. Pertanto per me, a me risulta un po' una novità queste comunicazioni, queste lettere mandate dai cittadini al sindaco. Purtroppo il sindaco e la giunta di queste cose evidentemente le tengono per loro e non vengono discusse in Consiglio Comunale. Sarebbe opportuno discuterne, aprire un tavolo comune di confronto e parlare di questi argomenti, ma purtroppo con questa amministrazione risulta impossibile aprire discussioni su questo campo. Allora, dobbiamo andare rapidamente in pubblicità, ci rivediamo subito dopo per l'ultima mezz'oretta o poco meno in compagnia di Roberto Massi, candidato a San Dorligo della Valle. A fra poco. Bentornati in diretta, ancora in compagnia del candidato sindaco del centrodestra per San Dorligo della Valle, Roberto Massi. Prima di passare alle telefonate e alle mail, che sono già numerose, volevo chiederle qual è la priorità, lo chiediamo sempre ai candidati, no, a sindaco di un comune, qual è la priorità che intende sviluppare proprio per San Dorligo in caso di elezione a sindaco? Priorità ce ne sono tantissime, in questo comune bisogna prendere in mano tutto e sviluppare tutto. Particolare attenzione dovremmo dare al territorio e all'ambiente, soprattutto per quanto riguarda lo sviluppo della Varosandra, intesa come attrazione turistica. In questo periodo ho notato che c'è veramente una valanga di persone che frequentano la Varosandra, visto il periodo, ma non solamente residenti del nostro comune o della nostra provincia, ma bensì turisti. Turisti intendo sloveni, croati e austriaci che frequentano la nostra Varosandra, che è un po' il fiore all'occhiello del nostro comune. Sicuramente va sviluppata. Adesso in questo momento ci troviamo con una Varosandra con il rifugio Premuda chiuso, a Bottazzo l'unico punto di ristoro che c'era ed era funzionante nel bene e nel male, purtroppo chiuso anche questo. Questo è un male, perché se pensiamo che in tutti i percorsi, tutti i sentieri a Varosandra, ad esempio non esiste un bagno. Ad esempio, banalmente. Questo, no? Però questo non è cosa banale, da poco, no, non è una cosa banale. Bisogna cercare di dare dei servizi a chi frequenta il nostro territorio, perché effettivamente è un indotto molto importante. Altre cose da sviluppare, sicuramente il terziario, le attività commerciali, bisogna supportare le attività commerciali che in questo periodo, dopo il Covid, hanno subito dei danni molto ingenti e perciò vanno supportate sia le attività produttive che quelle industriali di un certo livello, non quelle certo, superiori, chiaramente. È chiaro. Allora, sentiamo subito la telefonata, poi leggo anche la mail di Antonio che chiede informazioni su un tema molto delicato che interessa sicuramente molti, quasi tutti, insomma, immagino gli abitanti di San Dorligo, che è quello degli odori della SIOT. Allora, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, sono Nives. Nives, volevo buongiorno. dire su queste emissioni che hanno rinforzato, sì? Sta facendo dei danni non poco. Guardi, i miei elettrodomestici stanno partendo. Poi questi mali di testa che sta creando, tutti questi problemi, ma non sono io soltanto, anche tutta la gente San Giacomo è invasa di queste emissioni. Ho capito, quindi anche lei segnala questo, va bene. Ma ho già segnalato, perché questi signori fanno le cose senza ascoltare la gente. Va bene, Nives, grazie allora della segnalazione. C'è un fischio.
Infatti, lo dicevamo prima, insomma, che non avevamo avuto, che il candidato sindaco non aveva avuto ancora nessuna notizia, no, in merito a queste mail. Che per quanto riguarda l'inquinamento acustico, siamo a conoscenza di un inquinamento acustico, ma riguardante il traffico viario, dell'autotrasporto, della viabilità, ma riguardante questi problemi riguardanti le emissioni delle antenne 5G, sinceramente ne prendo atto e sicuramente lo inseriremo tra le nostre priorità, sicuramente, anche se in questo caso andrebbe immediatamente coinvolta ARPA e azienda sanitaria, sicuramente. Ecco, altro tipo di inquinamento o fastidio, anche in questo caso, da Antonio chiedo al signor Massi cosa intende fare per il problema della SIOT. Gli ricordo che gli odori sono insopportabili, vorrei sapere anche se la distanza dei serbatoi dal centro abitato è sufficiente. Faccio notare che in Italia abbiamo avuto 2 attentati terroristici internazionali, uno a Fiumicino e uno a San Dorligo. Noi viviamo con questa spada sulla nostra pelle, dice evidentemente un residente, no? Nel comune, anche magari nelle vicinanze proprio di queste strutture. Concordo pienamente con il pensiero di questo telespettatore, perché effettivamente le molestie olfattive riguardanti le emissioni della SIOT sono veramente una cosa importante e prioritaria per quanto riguarda il nostro programma. Sicuramente va immediatamente aperto un tavolo tecnico-politico con la SIOT per affrontare questa problematica, che sicuramente va migliorata e risolta. Lo dico perché, abitando anch'io non tanto distante dai serbatoi, mi rendo conto quale sia effettivamente il fastidio che può dare, che dà l'emissione di odori del prodotto petrolifero. Purtroppo i serbatoi che sono all'interno del deposito, ne abbiamo 32 serbatoi, non sono pochi, e sono serbatoi a tetto galleggiante, pertanto quando il serbatoio risulta vuoto le emissioni sono molto più importanti, perché quando è pieno il coperchio rimane alto e il serbatoio rimane chiuso. Detto questo, effettivamente ha ricordato che ci sono stati attentati. Sì, nel 72 abbiamo avuto l'attentato proprio al deposito della SIOT, che ha coinvolto 2 serbatoi. Questo speriamo, e lo spero vivamente, che non avvenga mai più, perché sarebbe una tragedia immane, certo. È meglio neanche noi. Per quanto riguarda le distanze dai serbatoi alle abitazioni, abbiamo, soprattutto per quanto riguarda l'abitato di Mattonaia, una vicinanza notevole riguardo i serbatoi. Però sia il piano di emergenza interno sia il piano di emergenza esterno prevede tutta una serie di regole, e le regole ci sono. Unica cosa che noi dobbiamo, e sarà un mio impegno preciso, quello di attivare i piani di emergenza esterni che da tantissimi anni non vengono attuati. Bisogna fare delle prove di evacuazione coinvolgendo la popolazione locale, soprattutto quella confinaria al deposito, per valutare quali possono essere le problematiche che emergono da queste prove. Desidero altresì comunicare che in fase di attuazione il posizionamento di una centralina proprio in località Mattonaia di rilevamento per tutti i prodotti volatili emessi dai serbatoi.
Benissimo, quindi anche questo insomma, è sicuramente una questione all'attenzione, no, di chi vive e quindi magari si propone di guidare il comune di San Dorligo della Valle. Allora, una giornata serena, ci scrive Gianni, alla conduttrice e all'ospite, la tristezza e la profonda malinconia entra il giorno dopo nell'anima di noi triestini, tristezza poiché la situazione in questa ex isola felice, poiché accompagnata dalla civiltà di noi che amiamo questa città, ora questi continui nuovi arrivi viene sempre più a mancare, dice Gianni. Al pakistano e alle altre etnie di Trieste, proprio per dirla schietta, non interessa assolutamente nulla. Allora dichiariamo con voce stentoria la nostra impotenza. I tanti obblighi imposti da leggi che gridano all'accoglienza, alla solidarietà a tutti, ma incuranti ai disastri che questo comporta, siamo arrivati a usare il coltello alla piazza contigua alla piazza Grande, che fra non molto sarà viola, visto questo andazzo. Ora, come durante la guerra, non dichiarato ma sentito dalla cittadinanza, esiste già il coprifuoco su certe contrade, su certe piazze. Che tristezza, dice Gianni, insomma, dalle notizie che leggiamo, e che comunque quello della sicurezza è un problema sicuramente anche nel comune di San Dorligo, no? Sì. In modalità diverse, ma è molto presente. Sicuramente è un problema che coinvolge anche il nostro comune. Fortunatamente di episodi di violenza vera e propria fortunatamente sono rarissimi, anche se devo valutare che ultimamente abbiamo avuto dei writer che stanno imbrattando le pareti dei muri. Anche questo è pochissimo, però effettivamente è un segnale anche questo che i giovani non hanno più riferimenti e purtroppo si formano queste baby gang che vanno attenzionate sicuramente. È un problema, insomma, anche per il vostro comune. Allora, ci sono altre segnalazioni. Allora, Davide ci fa sapere che in realtà la signora Daniela parlava del comune di Trieste per quanto riguarda queste mail che vengono inviate al comune, però immaginiamo insomma che, visto che il sindaco è tutore della salute dei cittadini, probabilmente ci sarà anche qualche cittadino che le spedisce magari al sindaco di San Dorligo. Certo. Vedremo insomma se arriveranno anche in quel comune queste mail. Ho sentito la telefonata della signora Daniela, scrive ancora Federico, chiedo a lei, forse sarebbe il caso di invitare il sindaco a una vostra trasmissione che risponda perché anche con la mozione urgente non ha discusso l'aumento delle onde elettromagnetiche, insomma un tema che sta prendendo molto i nostri telespettatori. C'è invece la mail di Daniele che vuole segnalare la pericolosità di una caditoia che si trova nei pressi del cimitero, sempre a Trieste, sulla strada Montedoro. Come si vede dalla foto allegata che adesso faremo vedere, le ruote delle biciclette possono incastrarsi tra gli elementi che la costituiscono. Allora vediamo se riusciamo a far vedere la mail, la foto, eccola qui, questa è la caditoia in questione. Grazie della segnalazione, magari andremo a verificare questa situazione che può essere pericolosa per chi va in bici. No? Sì. Avete anche tanto cicloturismo, no? Sì. A San Dorligo. Sì, l'utilizzo delle biciclette nel nostro comune sta avendo uno sviluppo molto importante. Per quanto riguarda proprio questa segnalazione, io un paio d'anni fa avevo già fatto un'interpellanza riguardo al problema della pericolosità delle caditoie e dei canali a bordo strada, perché effettivamente soprattutto nel tratto che porta da Dolina verso Caresana, l'abitato di Prebenico, ci sono delle caditoie che sono molto pericolose perché sono esposte e senza una minima protezione, però
rimasto purtroppo ancora lettera morta. Lettera morta. So che a San Dorligo avete anche una questione legata alla toponomastica che volevo approfondire nel suo programma, no? Per quanto riguarda appunto questa corsa al ruolo di sindaco di San Dorligo della Valle. Certo, per quanto riguarda la toponomastica vorrei che i cittadini sappiano un po' tutto. La toponomastica è una cosa fondamentale per quanto riguarda la sicurezza di tutti i cittadini. Premetto che l'argomento toponomastica lo avevano all'interno del proprio programma tutti i candidati, compreso anche il sindaco uscente attuale. Adesso vi spiego un attimino qual è stato il trend di questa problematica. Nel 2016 è stata istituita una commissione comunale apposita riguardo lo sviluppo e l'attuazione della toponomastica. Abbiamo lavorato all'interno di questa commissione per circa 1 anno e mezzo e l'abbiamo portata a termine. È stato un lavoro molto impegnativo, però molto gratificante. All'interno di questa commissione c'erano tutte le anime di tutti i partiti, pertanto senza problemi si è arrivati a una conclusione finale. Il lavoro finito, portato in giunta per portarlo in consiglio per approvarlo. Quando siamo andati in giunta qualche assessore l'ha visto, l'ha cassata, ha detto non si fa. Tutto il lavoro è entrato in un cassetto, è rimasta lettera morta. Io ritengo che la toponomastica sia fondamentale perché in questo momento non abbiamo né i nomi delle vie e i numeri civici delle abitazioni, sono buttati un po' così a caso. Se un cittadino ha bisogno di un'ambulanza, di un intervento della polizia, un intervento dei vigili del fuoco, sicuramente i tempi saranno molto allungati riguardo l'intervento, perché andare alla ricerca di un numero così, pertanto ritengo che la toponomastica sia una cosa molto importante e questa sarà una delle priorità che noi ci daremo quando saremo alla guida di questo comune. Benissimo, allora questa nel vostro comune ricade anche, lo diceva prima all'inizio, la Varsila, no? Lo stabilimento proprio Varsila di Bagnoli. E dunque questa realtà che sta vivendo sta dando anche tante apprensioni, a che punto siamo su questo fronte? Perché immagino insomma sia molto all'attenzione anche del comune, ma naturalmente di tutta la provincia e di tutta la regione, direi. Sicuramente l'area Varsila è stata attenzionata molto dal nostro comune perché ovviamente essendo un insediamento all'interno del nostro comune adesso sembrerebbe che il problema sia definito, che sia MSC rilevi l'ex deposito Varsila, ma quello che a me preme è che siano mantenuti i posti di lavoro. Questo è una cosa che secondo me la cosa più importante è questa. Anzi, spererei che vengano implementati i posti di lavoro, perché sviluppo riguardo i lavori che dovrebbero essere fatti all'interno dell'ex Varsila sembrerebbe che siano una cosa molto positiva. Poi c'è tutto lo sviluppo riguardo il Friest, la BAT e tutto il territorio, zona franca del nostro territorio. Adesso si sta attivando anche la linea ferroviaria che parte da Friest fino al deposito di Aquilinea, pertanto avremo anche una movimentazione dei treni e anche questo comporterà
dei piccoli problemi per gli abitanti che avranno la ferrovia molto, molto vicina a casa, specialmente per gli abitanti di Matonaia e la zona di Lacotisce, che sono interessati un po' dal passaggio di questi treni. Ci sono dei problemi di viabilità che prevedete nel vostro comune, che state guardando con particolare apprensione magari? Sì, ultimamente è stato approvato dalla maggioranza un piano del traffico nel quale noi siamo stati contrari, ma non per principio per quanto riguarda il piano del traffico. Parlare del piano del traffico in un comune come San Doligo della Valle sembra un po' ridicolo. Io ho contestato il fatto che noi non abbiamo marciapiedi e non abbiamo aree parcheggio, e in questo piano del traffico queste due cose non sono state inserite. Sono state inserite piste ciclabili, per carità, sono pienamente d'accordo che necessitano essere fatte delle piste ciclabili a tutela di chi ovviamente va in bicicletta, però dobbiamo tutelare anche la sicurezza dei pedoni e dare servizi anche ai residenti che purtroppo sono privi di aree parcheggio e tutto quanto. La manutenzione delle strade lascia il tempo che trova, è proprio il minimo sindacale che deve essere fatto, basta vedere. Adesso abbiamo il problema che la strada di collegamento dal Domio e San Giuseppe della Chiusa è chiusa per lavori a Cegas che sono partiti in ritardo, che però sono in fase di attuazione, devono essere fatti tutti i sottoservizi, pertanto da San Giuseppe fino all'abitato di Log ci saranno dei disagi non indifferenti. Speriamo che venga fatto in tempi brevi, anche in questo caso ci sarà il problema dei blocchetti del pavé, però speriamo che venga fatto un lavoro fatto bene e in tempi celeri. Ecco, ci confermano che anche i postini hanno problemi a trovare i numeri civici riguardo al problema di cui parlava prima legato alla toponomastica. Allora, grazie a Roberto Massi, candidato del centrodestra per San Dorligo della Valle, grazie per essere stato con noi e torni presto a trovarci qui a Sveglia Trieste, grazie. Sicuramente, grazie a voi, grazie ai telespettatori e buon voto. Grazie davvero per l'8 e il 9 giugno, noi ci fermiamo qui, grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di giornata a tutti voi.